di imputata e parte civile in questo procedimento. Gli avvisi che le faccio chiaramente riguardano la sua posizione di imputata. In quanto imputata ha facoltà di non rispondere alle domande, comunque il processo proseguirà. Se renderà dichiarazioni, quello che dichiarerà sarà utilizzabile contro di lei. Se accuserà terze persone, assumerà la veste di testimone, il che significa che dovrà dire la verità in relazione a queste accuse contro terzi. Capito. Ha capito quello che le ho detto? Ho che capito. cosa vuole fare? Intende rispondere? Voglio rispondere, sì, Intende assolutamente. rispondere, perfetto. Prego, pubblico ministero. Buongiorno. Buongiorno. Anzitutto, se ci può parlare un po' di quali erano i rapporti, l'abbiamo già sentito, però voglio che ci parli lei di com'era purtroppo quando è successo il fatto, il suo rapporto con Luca. Il mio rapporto con Luca andava solo che migliorando, anche negli ultimi tempi. Cioè noi eravamo di lì a poco andando a convivere insieme, per cui, a parte che era una cosa che io non vedevo l'ora poi di fare, perché era per me, soprattutto per me, cioè per me personalmente era un passo che facevamo proprio verso, cioè per crearsi proprio il nostro nido. Ora, a prescindere che andammo con Princi e la Burcea, cioè, io come ragazza non vedevo l'ora di iniziare una vita con la persona che ho più amato al mondo, perché per me questa era Luca, per me. Sì, avevamo un qualche bisticcio su, ma credo come ogni coppia, almeno quello che penso io. Non abbiamo mai avuto grossi problemi di nulla. Cioè io e Luca ci conosciamo da quando avevamo 15 anni. Cioè noi siamo stati all'inizio amici, ci siamo frequentati come amici e poi per caso ci siamo rincontrati a un parco vicino a casa nostra, che poi è la Caffarella. E da quel giorno non ci siamo più lasciati, cioè era fine agosto del 2014, da lì non ci siamo più lasciati io e Luca. Quando è che avete deciso di andare quando è venuta l'idea più che altro, più che la decisione di andare a convivere insieme a Giovanni Princi e a Clementina Burcea? Allora guardi, inizialmente noi più che altro avevamo deciso per noi di andare a vivere insieme io e Luca, perché le spiego, allora c'è stata l'ultima estate praticamente ad agosto che io partii con i miei in Calabria, perché la vacanza che facciamo ogni anno praticamente a un villaggio in Calabria, e lì una sera io ero al telefono con Luca ovviamente e mi disse, mentre ero al telefono mi disse guarda, io ho deciso poi di andare a vivere con te, non c'era ancora di mezzo né Princi né Clementina, nessuno, c'era una cosa tra me e lui, perciò per me quello era, posso dire veramente, il giorno più felice della mia vita, perché la persona che amavo mi aveva chiesto di andare a convivere, di vivere insieme a lui. Poi dopo un po' è successo che io guardavo così, ma insomma è anche difficile trovare un appartamento vicino a casa nostra perché i prezzi comunque sono alti, nel senso vanno dai un minimo di 900 a un 1500, comunque è alto l'affitto. E era capitato nello stesso momento che mio zio, che abita nel mio stesso palazzo, abita al primo piano proprio, con mia zia, si erano sposati da poco, volevano cambiare appartamento, volevano cambiare casa. Per cui proprio al mio compleanno, che è stato il 29 giugno, in cui c'erano i miei genitori e poi Princi e Clementina e mia sorella, praticamente mio padre uscì con questo discorso, insomma, che c'era questa possibilità, e poi mi sembra parlarono dei mobili forse, visto che erano nuovi i mobili perché mio zio non è tanto che vive lì, era tutto nuovo insomma dentro casa, e parlammo anche del fatto che comunque se il zio voleva riprendersi i mobili papà ci avrebbe aiutato a comprare qualcosina diciamo per gli inizi. Quel giorno c'era anche Princi con quella Burcea e loro avevano già abitato. Dove eravate? Eravamo a casa di Luca in Abruzzo, a Cavagnano. Mi ha fatto una sorpresa che sono venuti anche i miei genitori a festeggiare con noi, insomma. Dovevamo passare un weekend lì noi. E in quel momento, insomma, perché poi, stavo dicendo, Princi e Clementina avevano già abitato insieme da soli, solo che non so che era successo in quell'appartamento, sono dovuti andare via. E anche loro, poi abbiamo saputo in quell'attimo che anche loro cercavano, diciamo, volevano comunque abitare da soli. E ridendo e scherzando, Princi con il mio fidanzato hanno cominciato a dire
era nata lì più o meno l'idea di andare a vivere insieme. E poi niente, quindi poi diciamo ogni giorno che passava quest'idea diciamo si faceva sempre più forte, per cui abbiamo cominciato a cercare proprio per noi 4, cioè cercavamo un appartamento con 2 stanze, diciamo per noi e per loro, questo. Ora, su quest'ultimo punto lei ha detto che l'idea di andare a convivere con la coppia Princi-Burcea sarebbe partita da Luca, ma dopo un po' Luca però cambiò idea sul punto. No, da Luca proprio, è Princi che cominciò a fare battute a Luca, diciamo, scherzando all'inizio, però cioè, era un gioco, fino a che poi si è proprio cioè la cosa si stava concretizzando, fino a... Ma dopo un po' Luca però cambiò idea sul punto. No, guardi, Luca purtroppo, Luca a casa sua stava bene, stava benissimo, Luca era coccolato, curato, insomma, una bellissima... Io parlo sull'andare a vivere con Princi e Burcea. No, guardi, l'unica cosa è che magari lui una volta tentò di dire alla mamma, non gli disse proprio che volevamo andare a vivere noi 4 o io e lui, disse che, questo me lo raccontò lui, che praticamente io e Clementina cercavamo un appartamento per noi e che lui sarebbe venuto a trovare a dormire qualche volta con noi. Mi disse praticamente che diciamo, non andò bene la cosa, che la mamma insomma, ma giustamente, cioè, lo capisco, sono 2 maschi, cioè lui e il fratello sono 2 maschi, lo potevo capire il perché non volessero che Luca andasse via di casa. Per cui c'erano momenti in cui sì dai non vedo l'ora, e momenti un po' più, se volete, cioè nel senso io posso mostrarle anche se posso, dei messaggi di Luca che mi inviò aspetta ora vi dico, 5 ottobre alle 10:52, questo è Luca che mi scrive, perché io sul cellulare ce l'ho salvato come moruncolo. Presto vivremo insieme, Pai è un soprannome che ci diamo, lui sempre, nella nostra camera e nella nostra casetta. Io gli rispondo, speriamo, e lui mi dice sempre, dai, sempre lui, lunedì chiamiamo e martedì andiamo, sì. Poi... Ecco, però quando io ho domandato se Luca avesse avuto delle perplessità sull'andare a vivere con Princi e la Burcea, mi riferisco allo scambio, lei è venuta, quindi ha sentito sì. anche quando li abbiamo anche letti in aula, sì. A quei messaggi in cui Luca prima definisce la coppia come loro sono più randagi di noi, sì. E poi in particolare parlando di Princi, lui afferma, lui è uno spacciatore di livello. Sì. Questo è un dato documentale che noi abbiamo acquisito, certo. Quindi... Non voglio interrompere, mi perdoni il pubblico ministero, una premessa di metodo che faccio per tutti noi, proprio perché abbiamo partecipato al processo. Sembrerà una spigolatura ma non lo è. Non dice è uno spacciatore di livello, dice è uno spacciatore di medio livello. Io questo mi rendo conto che può sembrare secondario, però se dobbiamo citare gli atti credo che sia giusto farlo in maniera compiuta. Sì, guardi, in realtà la cosa, i messaggi che mi scrive, quando lui dice randaggi, queste cose, si riferisce più alla polizia, però questo non credo le interessi. Vabbè, proprio alla polizia, nel senso che loro sono più, come dire, un po' più pasticcioni dentro casa, cioè nel senso sono più, cioè Princi capace che lascia le cose in giro, poi la ragazza corre, cioè insomma sono un po' meno puliti di noi, credo. Invece per quanto riguarda quella cosa, Luca me l'aveva detto che Princi, insomma, soprattutto per uso personale, lui ogni sera che ci vedevamo lui si fumava, diciamo, uno spinello, quasi praticamente ogni sera, e mi aveva detto che non so come per rientrarci dei soldi o per guadagnarci qualcosa la vendeva a qualche amico, cioè per noi era questo medio livello, cioè per noi non avremmo mai immaginato fino a questo livello, mai. Non l'avremmo mai pensato, tant'è che anche quel poco che noi pensavamo, un po' frenava Luca, ma io non, nel senso, quando conobbi Princi, lui aveva fatto vari lavori, nel senso lui, poi ad agosto ci aveva detto che era lavorato in psicologia, eravamo sempre in Abruzzo,
siamo andati al lago di Campobasso, mi sembra, sì. Cioè ci aveva detto quel giorno che si era laureato da poco, e io quando l'ho conosciuto, perché lo conobbi tanto tempo fa, proprio i primi tempi che stavamo con Luca, e praticamente anche lui faceva arti marziali, addirittura ho saputo che aveva insegnato ai bambini, addirittura ho saputo che faceva come un promoter per dei negozi che comunque vendevano creme per viso, mani, cioè propose anche a me delle cose da vendere. Questi ci sono messaggi su Facebook, insomma ci sono queste cose. Cioè per me Prince era una persona, poi sapevo che i genitori, comunque il papà era dentista, io ero convintissima che poi magari andasse a lavorare dal papà, cioè per me era una persona pulita. sì, cioè proprio tranquilla, nel senso, questo io sapevo di Princi. Allora, io vorrei andare direttamente a ricostruire i fatti di quella sera. Sì. Quindi mi dica quello che ricorda dalla sera del 23 ottobre. Anzitutto, perché andate in quel pub? Allora, io praticamente quella sera stavo lavorando, come facevo sempre, avevo una bambina con me, che avevo preso sin dal pomeriggio, forse dalle 17, 16, non mi ricordo comunque io a che ora la presi da casa sua. Comunque questa bambina stava con me, e verso forse le 8 e qualcosa Luca mi chiese di andare a prelevare andare insomma alla casa vacanze, perché c'erano dei clienti russi, una volta che c'erano insomma clienti dell'est ci andavo io, e dovevo prendere un incasso che non avevano ancora pagato, e feci anche delle foto ai loro documenti, ce l'ho, cioè nel senso, se volete, intorno alle 8 credo, o poco più tardi, insomma, quando salì a casa, e dopodiché accompagnai la bambina a casa, mi fermai a parlare con la mamma che in quel momento mi disse praticamente che non serviva più che stavo con loro, perché io, allora il lavoro che faccio io praticamente, faccio la babysitter, ripetizioni, aiuto i compiti, insomma, le due famiglie per cui lavoro, che abitano praticamente sulla mia stessa via Gino Capponi, hanno un ristorante proprio all'inizio della via, e abitano subito sopra al ristorante, per cui loro, cioè, non sapevo sempre a che ora attaccavo a lavorare, ma non sapevo mai a che ora finivo, cioè capitava che magari finivo all'1, o capitava finivo alle 10, capitava finivo alle 8, cioè non c'era mai un orario prestabilito, per cui è successo anche che, perché sono 22 famiglie, il fratello, quello più grande, ha 2 figli, uno più piccolo e uno più grande, e l'altra ha sempre 2 figli, però io ne guardavo solo una. E questa coppia qui con 2 bambini, guardavo entrambi, spesso andavano anche a ballare a salsa, cioè quindi capace io tornavo a casa anche alle 3. Vabbè, senza divagare. Ah, sì, scusi. Sì, stavo dicendo lei che si ferma a parlare un po' con la madre, tanto non credo che il contenuto del dialogo che avete avuto con la madre sia rilevante per questo No, guarda, in realtà la più o meno mamma... quanto avete parlato? Perché la mamma sta male al momento, nel senso ha una brutta... Andiamo ai fatti. Sì, mi fermai lì, mi disse che non serviva più che stavo con la bambina, per cui io andai sotto casa di Luca, lo andai a prendere, e decidemmo pure di prendere la mia macchina perché la sua non c'era più, e per me sarebbe stato anche più facile parcheggiarla sotto casa mia piuttosto che, perché poi sapevo che dovevo andare a dormire da Luca, per cui io di solito parcheggiavo la mia macchina vicino casa mia, sulle vie vicino casa mia, e poi andavo da Luca a piedi con la nostra cagnolina, insomma. Perché Luca, vabbè, c'ha i parcheggi prestabiliti loro. Quindi lei l'ha raggiunto con la macchina? Con la macchina, sì. Ora, io qui, lei quando ha porto la denuncia, sì, il giorno dopo il fatto, sì, se vuole le leggo, comunque ha riferito una circostanza difforme. Sì, ho detto che sono andata a piedi. In particolare, appunto, mi riferisco alla denuncia presentata il 24 ottobre del 2019 alle 5 del mattino, sì, quindi veramente poche ore dopo il fatto. Sì. Lei ha detto, intorno alle ore 22, sì, ho telefonato a Luca sul suo cellulare, numero 34, il numero, sì, per avvisarlo che l'avrei raggiunto a piedi a casa dove si trovava ancora. No, guardi, questo è stata proprio è stato un errore gravissimo proprio da parte mia, ma credo anche stupidamente.
Io in quel momento, quando arrivai in via Inselci, ero di fronte a due marescialli, soprattutto uno, che diciamo, mi rassicurò, cioè in tutti i modi cercò di farmi stare calma, perché io continuamente, mentre lui mi faceva domande, continuamente chiedevo sì ma Luca, sì ma ce la fa, sì ma per favore mi dica lei queste cose l'avrà già... Cioè, lui mi disse che Luca se l'avrebbe sicuramente fatta, e io scioccamente ho detto che non volevo, dicendo questo, io non volevo mettere nei guai né me né Luca, perché io ero convinta che Luca si sarebbe alzato e che avremmo risolto il problema insieme. Per questo motivo. Per onore di cronaca, questa è un po' poi la versione che le ha dato anche all'interrogatorio di garanzia, Sì, sì. quando è stata sentita dal GIP il dottor De Robbio. Quindi, però, quello che io vorrei far notare è che poi, anche quando le hanno chiesto come vi siete recati al pub, quindi... Sì, ho detto sempre a piedi, sì, ho detto sì, è lì perché io ero convinta che Principe avesse fatto qualcosa nella mia macchina, per cui io ho pensato, oddio, se adesso dico che c'è la macchina, metto nei guai me, ma anche Luca, perché, cioè nel senso, Princi è amico di Luca, quindi ho pensato, questa cosa, Luca si sveglia, torna a casa con me. Ma perché lei non voleva che i carabinieri arrivassero alla sua macchina quella notte? Perché io pensai che quella busta che lui mi mise nello zaino, lui quando mi chiese le chiavi, lui mi disse che l'avrebbe poggiata in macchina, che probabilmente l'avrebbe poggiata in macchina. Io questo pensai, perciò io lì per lì ho pensato probabilmente la mia macchina ci ha messo quella busta. Cioè se è successo quel casino così, ho pensato c'è qualcosa che non va e mi sono spaventata, stupidamente ho fatto una sciocchezza, ma proprio perché cioè io volevo che io e Luca rimanessimo fuori da questa storia, cioè io non volevo che ci mischiasse anche a noi. Perché ancora lei, sempre nella denuncia, le chiesero appunto cosa contenesse lo zaino. Ricorda cosa ha risposto allora e cosa c'era veramente nello zaino? Allora guardi, le dico quello che mi ricordo, io non ricordo cosa ho detto lì, mi ricordo il portafoglio, c'erano 3 mazzi di chiavi credo, una bottiglietta d'acqua mi ricordo, e vabbè, nel senso forse c'era qualcosa... Mi interessa in questo momento, poi Sì. tutta la dinamica la i voglio documenti, ricostruire. Allora, oltre a questi oggetti, lei sempre nella denuncia ha specificato e le chiavi della mia autovettura. Sì. Ma c'erano quelle chiavi No, dell'autovettura? non c'erano le chiavi dell'autovettura. Quindi anche Non questo c'erano. fu per proteggere i Princi? Sì. No, Princi, no, per proteggere Princi, questo era proteggere me e Luca, no Princi. Però di No, fatto ha no. protetto Princi, concorda con me? Oddio, io sinceramente dicendo quello che ho detto, io volevo proteggere me e Luca, Princi proprio era l'ultimo dei miei problemi, sinceramente. Vabbè. Cioè io pensavo a Luca, dove stava, cosa stava succedendo e volevo che si alzasse da quel letto, a me importava soltanto quello, a me quello che a me tutto il resto non mi passava nemmeno per l'anticamera del cervello, proprio no. Torniamo a ricostruire la dinamica di quella sera. Quindi lei passa a prendere non a piedi ma in macchina Luca. Come mai andate in macchina? Perché quanto è distante il pub? No, guardi, a parte che Luca cioè, a piedi è raro che si sposti a piedi, cioè lui anche da casa sua a casa mia veniva sempre o col motorino o con la macchina. Abbiamo sempre preso la macchina, perché poi magari arriviamo in un posto, ci spostiamo in un altro, magari andiamo, che ne so, ci vediamo dove mangiamo il kebab, andiamo al cornetto notte, cioè abbiamo sempre usato la macchina, per quello proprio sempre. O motorino o macchina sempre. E quindi andate al pub e si ricorda dove ha parcheggiato l'auto? Guardi, per quel che ricordo io stavo sulle strisce, perché tant'è che non c'era parcheggio, io la misi sulle strisce. Rispetto al pub dove? Ora io lo so, però se lo può spiegare bene alla corte. Guardi, fu forse poco prima di metà strada, diciamo della via Bartoloni. Non so se abbiamo una foto a colori del fascicolo fotografico, magari glielo facciamo indicare. Vabbè, mentre cerchiamo la foto... Secondo me,
Era poco più diciamo quasi a metà, ma più vicino alla Caffarella, diciamo cioè, dove ci sono le strisce lì sulla via Bartoloni, prima ci sono delle quindi su strisce via di Bartoloni. Allora, intanto indichiamo le vie. via Bartoloni. Via Bartoloni dal Cioè, lato del pub o quello no, opposto? no, quello opposto, Quindi sulle strisce. Sulle strisce, sì, perché ci sono delle strisce proprio di fronte al pub, ce ne sono altre, non so se sono a metà o meno, cioè bene o male stanno lì, e poi in fondo ci sono altre, io mi sono partita su quelle in mezzo. No, perché servirà anche per specificare le ulteriori dinamiche di quella sera. Quindi arrivate lì, quindi arrivate insieme. Sì. Dopodiché mi dica cosa fate. Siamo stati qualche istante in macchina, mi sembra, a parlare forse. Come? Di cosa? No, guardi, non me lo ricordo, cioè, niente di rilevante. Nel senso, siamo stati io e lui in macchina un attimo ad aspettare Princi, che è arrivato qualche istante dopo, cioè qualche minuto forse è arrivato Princi, e siamo scesi dalla macchina. Princi è arrivato da solo con qualcun altro? No, guardi, non so né come è arrivato né se stava, cioè nel senso, quando è venuto da noi la prima stava volta solo. che vede Princi? Solo. Lo vede da solo? Solo. Per cui scendiamo dalla macchina e stiamo sempre via Bartoloni, però non marciapiede dove sta il pub, quello di fronte sempre, dove avevo messo la macchina. Scendiamo e lui praticamente ci dice no, vabbè, ci salutiamo, come va, tutto. Senti, guarda, devo fare un attimo un impiccietto con una moto, e se mi potete un attimo leggere questa busta. Ma come mai dà a lei questa busta? A parte che ero l'unica, cioè nel senso io quello che penso io, se ci fosse stata Clementina magari la teneva, cioè nel senso che ero l'unica a tenere una borsa un po' più capiente, nel senso perché Luca aveva un borsellino piccolo, lui non mi ricordo se ce l'avesse, non me lo ricordo, io avevo uno zainetto. Quindi lui arriva tenendo questa busta in mano? No, lui aveva, non si vedeva perché aveva tipo un giacchettino, qui intorno al braccio, e io all'inizio non l'ho notata, appena ce l'ha fatta vedere. No, mi spieghi bene, quindi teneva questa busta nascosta sotto il giacchetto? Non mi ricordo come la teneva, e mi ricordo che fece così col giacchetto e ci chiese questa cosa, di questa busta Ma è in marrone. grado di quantificarmi un po' le dimensioni di questa? Guarda, era una busta marrone del pane, quelle marroni che si usano per comprare il pane, arrotolata un pochino sopra, una cosa così, cioè non era... È in centimetri, per il verbale, non per altro, perché non c'è il video dei gesti che lei fa. 25 centimetri in lunghezza. Perfetto. Guardi, io precisamente non lo so in centimetri, forse 20, cioè una mano per così, forse 25 centimetri in lunghezza, Dando, Presidente, le dimensioni della busta. e forse 10-15, cioè era una cosa così, rettangolare, sì, era piegata sopra, ha visto, vabbè, per dove si mette il pane, insomma era piegata così, non era tanto grande, sì, penso più o meno su queste misure qui, non penso di più. E vuol dire arrotolata come il pane, no? Una busta È arrotolata, girata su se stessa. Sì. Quindi, scusi, come dimensioni, se dobbiamo quantificare in centimetri? Ha detto 10-15 per 25, Sì, no? Magari l'ho fatto ripetere, ma perché stavo... Penso di sì, credo. La carta del pane, ha detto, la busta del pane, Sì, la più busta che la del carta pane, di pane. la busta del pane. Sì, la carta in cui si mette. Quindi lei lo prende, No, io non l'ho proprio toccato, non l'ho mai toccato, io mi No, sono, non è perché rifatto. avevo il cagnolino in mano, mi sono girata e lui mi mise questa cosa nello zaino praticamente, io e lui non l'abbiamo mai toccato, non è mai aperto e mai toccato. ma Princi esattamente cosa le disse? Prima l'ho accennato, vorrei che lo chiarisse meglio. Prima di mettere, sì, praticamente ci ha detto, guardate, devo fare un attimo un impiccietto con la moto, e Luca, tant'è che Luca gli chiese, ma di che modo stai, cioè nel senso loro parlavano sempre di moto, e lui dice, di che modo stai parlando? No,
tipo stai tranquillo, nel senso un attimo sta cosa, un favore e poi diciamo proseguiamo la serata. Cioè, a parte che c'era una cosa talmente irrilevante per me che tranquillo, cioè, non c'è problema. Questa dovrebbe andare bene per farle... Questa per far questa è la dialatina, Questa- no? Questa qua c'è dialatina o Bertolini? Questa è via Bertolone, come risente. Questa è via Bertolone, questo è il pub. E allora questa deve Vede che questa è la macchina che c'è di fronte, sì. quindi questa è la prospettiva. Però, ripeto, ma non vogliamo dire. Ah, ha detto lato opposto al pub. Sì, sull'altro non c'è. Quindi cosa sta esibendo pubblico Allora, ministero? lo dico Documentazione? ora a verbale, sto esibendo le foto 3 e 4 del fascicolo rilievi fotografici acquisito nell'udienza del 9 luglio 2020. Ora le chiedo se lì è in grado più o meno di indicarci dove avevate posteggiato. No, Quella sì, è via Bartoloni. Sì, ma non si vede, era molto più di qui. La foto Quindi- 3 era molto più a sinistra. Ok, quindi in corrispondenza di un altro incrocio di strisce pedonali. No, quasi in mezzo ci sono altre strisce su questa via, ci sono altre... Ministero, non voglio né interromperla né essere suggestivo, glielo vogliamo domandare, diciamo, Avvocato Cincioni, per la difesa di Lemnick, glielo vogliamo domandare, diciamo, collocandola spalle al pub, se sulla sinistra o sulla destra, che forse è il sistema più idoneo. Non so se, non voglio essere, se no poi glielo domando io, ma insomma, che così si capisce, se no non... Sì, ha ragione, così in assoluto destra-sinistra, prendiamo un punto di riferimento. Sì, Quindi io stando con le spalle al pub praticamente, guardando questa foto qui, la mia macchina stava a sinistra, sempre su via Bartoloni ma all'altro marciapiede rispetto al pub. Benissimo, credo che così sia chiaro. Lo può dare alla Corte, ma anzi lo dia a me così poi in futuro... Mhm. Quindi, riprendendo ora dove si era interrotto il racconto, cosa succede? Quindi lei tiene questo Sì, ce l'avevo dentro, sì, datole da Giovanni Princi Sì. e si limita a dire impiccetto con la moto o spiega un po' No, meglio? ci ha detto un impiccetto con la moto, guardi, questo non me lo ricordo bene. Non so se è una cosa che mi ricordo io o è una cosa detta, nel senso forse si trattava di una moto rubata, però non è che ci spiegò nei dettagli perché, come, da chi, questo non glielo so dire, ma neanche chiedemmo io e Luca, cioè nel senso di che moto, no, stai tranquillo che tanto un attimo ho fatto, cioè questo è stato. Quindi che fate? Poi Giovanni Princi rimane con voi o si allontana? Praticamente noi stavamo sempre su via Bartoloni, e poi c'è l'incrocio, c'è via Latina, e praticamente dopo poco era arrivato intanto mi sembra Mugnoz, e insieme, cioè nel senso... Allora, Mugnoz arriva che siete lei, Luca Sacchi e Giovanni Princi o che siete rimasti solo lei e Luca Sacchi? Guardi, perché sulle foto sembra anche grande il posto, ma alla fine eravamo, cioè, bene o male ci vedevamo, almeno che uno poi non girava proprio l'angolo che se ne andava, però bene o male ci vedevamo tutti. Quando arrivò lui, Princi ci stava, non so, come alla fine di questo tavolo, bene o male, per cui ci saluta. Della corte, sì, alla fine del tavolo, perché poi c'è l'angolo dove siamo arrivati noi, che Luca si poggiò anche su delle macchine che erano parcheggiate a spina lì vicino agli alberi. E vado avanti? Prima di andare avanti però, Sì. ora, però ho bisogno di un minuto perché devo trovare... Ecco, lo dico per l'avvocato, leggo una dichiarazione resa da Mugnoz in data 9 luglio 2020, lei c'era? Il suo interrogatorio. A dibattimento, Sì. sì, non leggerei altre dichiarazioni, che è proprio relativa a quando lui arriva, Mhm. quindi
Lui dice: quando sono arrivato c'era Luca appoggiato su una macchina, sull'angolo appunto, e in lontananza c'era Princi. Sì, Però in quel momento non vede lei Munoz e parla, Guardi, non so e colloca sul posto soltanto Luca e in lontananza No, Princi. guardi, oddio, questo precisamente non me lo ricordo perfettamente. Cioè, io mi ricordo che a un certo punto, perché io mi sono ricordata da quando Munoz ha reso il suo esame, che praticamente io mi ricordo che Luca gli inviò un messaggio e venne Munoz, però da quello che ricordo io, noi eravamo lì a quell'angolo, Princi, ecco, alla fine di questo tavolo, e che arriva, cioè, oddio, guardi, sinceramente non mi ricordo nemmeno da che via arriva, però mi ricordo che ci si avvicina, questo mi ricordo, non riesco a ricordare da che via arriva, da dove sbuca, insomma. Perché ancora Munoz, sempre sto leggendo pagina 35 del verbale, e appunto la collega che era quel giorno in udienza chiede: ci descrive cosa è accaduto dopo, quando si è unito a Sacchi? E Munoz risponde. Ancora una premessa di metodo. Io ho qualche perplessità sullo strumento che il pubblico ministero sta utilizzando, cioè la contestazione in relazione alle dichiarazioni di un testimone in concreto, senza peraltro esserci aver fatto completare alla fonte in questo momento il proprio ricordo e il proprio contributo dichiarativo. No, è sempre in relazione all'arrivo. No, comprendo, ma io ne faccio una questione di metodo, cioè io mi oppongo, ma insomma è un tema, come dire, facciamoci dire e poi eventualmente contrapponiamo la tesi, ma non in senso di contestazione, perché non è prevista la contestazione del contenuto di un'altra fonte dichiarativa alla fonte dichiarativa. Questo non c'è nel codice. Allora, no, non è prevista, se mi indica la norma perché non c'è. Io posso chiedere come mai un testimone fornisce una versione differente rispetto a Però magari prima, se è differente... No, ma sempre su questo, cioè è già dichiarato, siccome lei ha dichiarato che c'era quando Munoz arriva, Munoz dichiara che arriva che c'è solo Luca e poi dichiara, pagina 35, ci ha raggiunto dopo Anastasia. Io questo fatto volevo leggere, siamo ancora non l'accadimento successivo. Forse però forse non mi sono spiegato. Ed è proprio questo l'errore metodologico in cui a mio sommesso avviso lei pubblico ministero incorre, il presupposto che debba ricordare sulla base di quello che ha dichiarato un teste. Non è questo l'approccio metodologico alla ricostruzione del fatto. La contestazione deve riguardare le sue dichiarazioni e non le dichiarazioni di un terzo, però poi possiamo magari sollecitare la memoria e dire è sicura perché a noi risulta quest'altra cosa, sarò chiaro, in virtù delle dichiarazioni. Io non ne faccio una questione preclusiva, nel senso che mi rendo conto che soprattutto perché stiamo parlando dell'esame dell'imputato, è chiaro che il restituito probatorio del processo è l'oggetto con il quale l'imputato si deve confrontare, è nella sistematica del codice, quindi non siamo tutti d'accordo. È il metodo che io in questo momento dal punto di vista proprio teorico-critico, noi ci dobbiamo, secondo me, e questo è il senso della mia prospettazione, noi ci dobbiamo fare, a mio avviso, raccontare la vicenda e dopo, voglio dire, ma emerge la circostanza, su questo io non farò nessuna opposizione, allora, perché me ne rendo conto che il processo serve per questo, diciamo, prima facciamo le dichiarazioni dell'imputato non si farebbe a valle, quindi in questo intervengo ad adiuvandum del metodo del pubblico ministero. Va bene, avvocato, è stata accolta dalla Corte, quindi prima sentiamo le dichiarazioni della signorina Anastasia Kilemnik e all'esito facciamo le contestazioni eventualmente sulle sue precedenti dichiarazioni, all'esito gli contestiamo quelle che sono acquisizioni probatorie del Dipartimento. Io non voglio che passi il messaggio, non tanto lo dico per i giudici popolari, non per i giudici togati, io non voglio che passi il messaggio che c'è un atteggiamento, come dire, positivo alla massima espansione della volontà ricostruttiva, questo deve essere chiaro, però deve essere fatto, secondo me, con un metodo che è quello che abbiamo illustrato. Grazie Presidente. Va bene, grazie a lei, prego Pubblico Ministero, continuiamo. Allora, quella sera, quindi da quando arrivate al pub, a quando arriva Munoz, lei e Luca vi siete separati?
Guardi, io a un certo punto mi ricordo che andai a comprare l'acqua, quindi mi allontanai, però non le riesco a dire adesso se Mugnoz già c'è. No, aspetti, un attimo, posso un attimo ragionare? Certo. Si prenda tutto il tempo che vuole. No, Mugnoz già c'era, Mugnoz già era arrivato, tant'è che, sì, me lo ricordo, tant'è che lui rimase appoggiato alla macchina a spina, insieme a Mugnoz Domenico. Lui già c'era Domenico, quando io andai, dopo io andai a comprare l'acqua, sì. Io, guardi, non le so dire da dove arriva, non mi ricordo da che via arriva, però mi ricordo che io quando andai a comprare l'acqua lui già c'era, no, questo sì, questo già c'era lui. Allora. Abbiamo dato atto che è arrivato l'avvocato Spigarelli, Teresa. Ma lei Mugnoz da quanto tempo lo conosceva? Se lo conosceva già, magari potrebbe averlo conosciuto. Mugnoz l'abbiamo incontrato sempre anni fa, perché era appunto amico di Princi, ma insomma, non ci parlavamo, cioè nel senso era un amico di Princi, l'abbiamo visto qualche volta e basta. E poi l'abbiamo reincontrato sempre insieme a Princi in primavera del 2019. Soprattutto io non è che c'ero tanto, cioè nel senso sì, passavamo ogni tanto le serate insieme, ma niente di che. Ma lei lo conosceva come Mugnoz, come Domenico? No, in realtà io lo conoscevo come Domenico, non sapevo nemmeno che fosse cileno, l'ho scoperto dal processo, non sapevo nemmeno che facesse di cognome Mugnoz. Beh, quindi arriva Mugnoz. Che cosa succede? Luca e Mugnoz, stavamo già all'angolo tra via Latina e via Bartoloni e facevamo qualche passo, cioè nel senso ci allontanavamo forse dall'angolo di una decina di metri. Più avanti c'era Princi che stava già con 2 persone e in quel momento praticamente Princi mi fece, cioè la distanza, cioè la via quella lì rispetto a via Bartoloni è più lunga, via Latina, diciamo quella che costeggia poi la scuola, no? Perché di mezzo c'è una scuola, cioè via Latina, sì, dove. E noi praticamente ci fermammo noi eravamo un po' più vicini all'angolo tra via Bartoloni e via Latina e Princi stava un po' più avanti con queste 2 persone. Lui e poi oltretutto aveva il mio cagnolino, non lo so perché com'è finito in mani sua la nostra Jenna, insomma. Sai che a un certo punto mi fece un cenno così con la mano, io andai lì, non mi avvicinai tanto a loro, penso appoggiai, mi venne quasi, cioè mi fece qualche passo verso di me, io mi presi il cane e appoggiai lo zaino accanto c'erano delle macchine, insomma, accanto a una macchina. Poi passeggiavo sempre quel cagnolino, poi, cioè noi a casa lo chiamiamo cane citofono perché quando si avvicina una persona, qualsiasi persona, anche che sia un vicino, comincia ad abbaiare. Perciò io feci qualche passo lì intorno fino a che poi mi girai, che non mi ricordo se mi chiamò Princi o com'è successo, se lo vidi io. Insomma mi si riavvicinò e mi diede lo zaino. È Princi ad avvicinarsi a lei? Ci venimo di o è lei perché che io va da stavo Princi? passeggiando col cagnolino, cioè io praticamente, allora, come lo spiego, Princi stava qui, noi eravamo qui e qui c'è l'angolo, ok? E praticamente io mi avvicinai, la prima volta io mi avvicinai. Per quantificare, in metri? In metri, allora. L'angolo è quello tra via Latina e via Bartoloni. Noi ci eravamo fermati forse a 10-15 metri dall'angolo, io, Luca e Mugnoz. Invece Princi e questi 2 ragazzi erano un po' più avanti, una ventina di metri forse, insomma, più di lì, insomma, non era quindi tanto. Lei inizialmente, per Sì, collocare, sì. Lei, Luca e Domenico siete a via Bartoloni? Sì, all'inizio sì. No, All'inizio, io all'inizio. ricordo proprio che stiamo all'angolo, noi 3. All'angolo tra Via Bartoloni e sempre lì. e via Latina, quindi sì. in quell'angolo lì seduti sulla panchina? No, c'erano delle macchine, c'era solo Luca che era appoggiato alla macchina. Quindi siete in piedi? Sì, tutti e 3 in quell'angolo? Sì. Poi Princi già stava più giù, cioè già si era incamminato in via Latina
e si fermò, io non lo vidi insomma quando arrivarono queste persone, come arrivano, non lo vidi questo, io quando mi sono girata a guardare Princi, lui stava già con queste due persone che stavano più sulla strada, lui stava sul marciapiede e loro stavano più sulla strada, da quel che ricordo. Ma su Via Latina? Su Via Latina sempre. E Ecco, queste due persone, prima non l'ho voluta interrompere, lei è venuta alle udienze, le riconosce, in grado di dirci Adesso? oggi i nomi, magari li ha visti in adesso faccia? lo so che si chiamano Piromalli e Rispoli, ma dalle carte insomma, Cioè, lei li ha visti, riconosce il loro no, due guarda, quelle io quello persone? ho visto, io non c'ero quando c'era purtroppo Rispoli, io c'ero quando c'era Piromalli e quando lo vidi fuori non lo riconobbi. Cioè io addirittura chiesi al mio, ma è lui Piromalli, perché non mi ricordavo il viso, non me lo ricordavo proprio. Quindi vede comunque questi Due ragazzi accanto a con Princi. Sì, accanto a Princi stavano, sì. Stavano più, uno stava appoggiato alla macchina, diciamo questo sempre a spina, lui stava appoggiato alla macchina, l'altro era un po' più vicino a Princi. Poi stava dicendo, lei si gira a guardare Princi? Sì, perché mi fa un cenno, non mi ricordo se non mi ricordo sinceramente, perché comunque eravamo lì. Mi fece questo cenno, io mi avvicinai, lui fece qualche passo verso di me col cagnolino, io lo presi e io praticamente camminavo col cagnolino avanti, cioè praticamente tornai dove stavano Luca e Mugnoz, praticamente col cane. Allora, quindi lei si allontana da Luca e Domenico sì. e Mugnoz Vado e va verso Princi da sola. Sì. Dopodiché lascio lo zaino vicino alla macchina, c'era sempre vicino alla macchina, prendo il cagnolino e praticamente lascia lo zaino a terra vicino o alla lo dà a macchina. Princi? No, lo lascio a terra. Perché lo lascio a terra? Ma non lo so, cioè è stato proprio uno scambio, non ne ho idea, io presi il cagnolino, forse, non ne ho idea perché non glielo diedi in mano, non lo so, comunque lo posai a terra. Presi la cagnolina e poi stavo tornando indietro dal mio fidanzato e Mugnoz, perché loro stavano, diciamo, più indietro. E dopodiché, dopo qualche istante praticamente ho sentito che stava camminando Princi, mi sono rigirata, mi rivenne incontro, però questa volta un po' di più, e mi richiede lo zaino, praticamente. Ma lei ha visto cosa ha fatto Princi con queste due persone? No, guardi, con lo zaino che lei gli ha dato? No, perché io quando praticamente, cioè io sto parlando così perché praticamente lì come se stessero Luca e Mugnoz. Quando io stavo già camminando con la cagnolina, io Princi ce l'avevo alle spalle perché mi sono girata con il cane al guinzaglio. Ce l'avevo di fronte poi quando ho messo lo zaino. Ecco, ma vorrei capire, Princi le ha fatto solo un cenno o le ha detto anche qualcosa? All'inizio, la prima volta che gli Cioè, diedi come lo fa a zaino? capire che Princi voleva tutto lo zaino e non magari soltanto la busta? Ma io sinceramente pensavo era una cosa sua, ho visto le persone e mi sono nemmeno avvicinata, cioè persone che non conosco, No, perché per cui io un mio amico non, mi fa un cenno e io anche capisco che vuole qualcosa di suo, non gli do tutta la mia borsa, gli do il contenuto ma guardi, io della borsa. quello posso dire la verità, io di Princi mi sono fidata, cioè noi per il rapporto che avevamo negli ultimi tempi, io mi sono sempre fidata di Princi. Ma avevate già un accordo che al suo cenno lei avrebbe dovuto Oddio, dare lo zaino? Non mi sembra, cioè, perché proprio adesso logicamente non non mi lo so, torna. però adesso cioè, è inutile che me lo invento, non me lo ricordo, però mi ricordo questo cenno e che io mi avvicinai, però se mi disse qualcosa prima, io questo non glielo so dire adesso, non posso dirlo. È un po' strano perché è una sera importante per lei, per tutto quello che è È una successo. sera Non importante ricorda. no, guarda, io purtroppo, dopo l'accaduto, mi sono resa conto che tante cose, ma non solo di quella sera, non solo della mia vita con Luca, tante cose non me le ricordo proprio, cioè ho come dei buchi di memoria, per cui certe ma anche nei momenti, io per esempio ho rivisto dei video sui telegiornali, su televisione, quei pezzi, cioè alcuni non me li ricordo proprio, cioè come dei vuoti, non me li ricordo. Per cui io, se lui mi disse, guardi, non me lo ricordo proprio, io mi ricordo questo cenno con la mano, io gli andai incontro, mi ricordo che teneva la mia cagnolina e basta, questo ricordo. Ora, come mai lei non parla di questa vicenda con Princi dello zaino
quando ha portato la denuncia il Per lo stesso 24? motivo della macchina. Io mi sono spaventata, ero convinta anche grazie al carabiniere comunque che mi stava accanto, che comunque mi stava, perché io lì stavo, non ero tanto in me, per cui piangevo anche tanto e in continuazione chiedevo se ce l'avrebbe fatta, se lei comunque questo lavoro lo fa da tanto, se sa per caso come andare. Insomma lui mi aveva confortata, mi aveva detto che Luca si sarebbe alzato, cioè mi aveva detto che Luca ce l'avrebbe fatta. Io ma nemmeno volevo pensare al contrario, per cui io convinta di questo non ho voluto mettere me e Luca in mezzo alle cose, perché poi è arrivata lì, ovviamente, cioè dopo l'accaduto, ho capito che qualcosa non era andato, cioè c'era qualcosa che non andava, cioè non potevo, cioè, ho pensato, Perché non l'ha detto quando Luca è morto? No, io ho voluto, cioè nel senso io dopo, Perché lei... però aspetti, no, adesso però avvocato, adesso... Avvocato, non ho fatto nemmeno la domanda. No, scusi, perché non l'ha detto che Luca, quando Luca è morto? Perché semplicemente che non l'abbia detto non corrisponde al vero. No, Perché c'è un verbale di interrogatorio. Stavo aggiungendo. Avvocato, facciamo le contestazioni. Chiedo scusa, se il presupposto della domanda è perché non l'ha detto quando Luca è morto, quando è stata sentita e lo ha detto, il Stavo presupposto... per dirlo, se lei non mi interrompesse in Sì, 5 minuti... no, io non Però avvocato questa volta leggo nel PM, Presidente, io interrompiamo continuamente. il foglio Scusate, dell'interrogatorio allora, per leggere. il tema di fondo è uno però. Se si parte dal perché non l'ha detto quando Luca è morto e questa ragazza questa cosa l'ha detta, lei dice che ha ragione il pubblico ministero, io le espongo le mie perplessità su Però questo dice che tema. non ha terminato di contestare la Sì, ma cosa. l'incipit dell'affermazione non corrisponde alla realtà dei fatti e non si può Pubblico fare. ministero, proceda, vediamo. Cioè l'avvocato potrà fare tutte le sue opposizioni quando finirà di far parlare e formulare la domanda. Sì, prego, avvocato, va bene, facciamo terminare il foglio dell'interrogatorio proprio per leggere la data. Pubblico ministero. Per la prima volta. Pubblico ministero, proceda oltre per Stavo per cortesia. dire che appunto io le volevo chiedere come mai questa scena con Princi, che ora lei ci ha descritto, non l'ha descritta nella denuncia, ma ce la riferisce all'autorità giudiziaria e agli inquirenti per la prima volta il 4 dicembre del 2019. Quindi quando mi arriva la misura già, giusto? Cioè, Esatto, durante l'interrogatorio di garanzia. Perché sinceramente io so che il mio avvocato si è messo in contatto con il pubblico ministero ma non è stato ricevuto, nel senso noi volevamo metterci in contatto per parlare proprio, ma non siamo stati ricevuti noi. Per cui questo io ho potuto parlare, la prima volta sono stata chiamata di fronte al giudice e al pubblico ministero, non per altri motivi. Dunque, riprendiamo questa scena, quindi torniamo alla scena in cui lei poggia lo zaino, Princi lo prende e poi lei si gira, quindi mi pare di capire che non vede esattamente cosa succede. No, in guarda, quei come le stavo frangenti. dicendo, io avevo, praticamente Princi è come se stesse lì, come se questa fosse la Via Latina. Princi era lì, Cioè lì che significa, scusi perché non c'è una ripresa video ma lo audio. faccio meglio, sì. Su Via Latina, quando io stavo accanto a Mugnoz e Luca, io ero volta verso, cioè nel senso parlavo sì con loro, comunque chiacchieravamo, però diciamo il viso più che altro era volto verso Princi, prima di dargli lo zaino. Quando poi io glielo diedi che poggiai lo zaino vicino alla macchina, io mi girai col cagnolino perché andavo nel verso opposto, sono andata verso Luca e Mugnoz, quindi io non vidi cosa fece o cosa non fece, questo le sto dicendo, cioè io ero rivolta verso Luca. E dopo quanto tempo si rigira verso Princi? Ha parlato di istanti, forse un po' di più. Guardi, forse qualche minuto, Qualche minuto, perché poi il tempo, cioè nel senso io avevo la cagnolina, il tempo di fare qualche passo verso di loro, poi mi rigirai di nuovo, insomma, per guardare. E quando lei si è rigirata esattamente quale scena ha visto? Che Princi mi veniva incontro con lo zaino già, cioè che Princi mi veniva incontro con lo zaino. E i due ragazzi dove erano? No, erano sempre lì, Erano lì, cioè erano fermi, no, loro non ci siamo né avvicinati a loro né loro si sono mai avvicinati a noi. Lei ha potuto sentire qualche parola che hanno detto questi no, due ma ragazzi? guardi, io a proposito,
appunto perché non conoscevo queste persone, non avvicinare, perché magari parlano di cose loro, cioè un piccetto, nel senso, quelle sono cose loro, non mi sono avvicinata, né io né Luca né Mugno, non ci siamo mai avvicinati a loro, né loro a noi. E cosa le ha detto Princi nel ridarle lo zaino? Quando mi richiede lo zaino, lui mi chiese anche le chiavi della macchina, perché praticamente quando, a parte che io aprì lo zaino e non c'era più la busta del pane, e le chiavi io, anche per come ero vestita quella sera, io praticamente avevo un jeans attillato con le tasche soltanto dietro e anche la giacchetta non aveva, come si chiama, le tasche, per cui io l'unica cosa che potevo tenere fuori era il cellulare perché nella tasca dietro scivila più comodamente. Io le chiavi le tengo sempre dentro lo zaino, cioè nel senso l'ho sempre tenuto dentro lo zaino, dentro le tasche interne, perciò quando mi richiede lo zaino, che me lo presi sempre lì su Via Latina, io gli diedi anche le chiavi della macchina, questo me lo ricordo bene, io lì gli diedi le chiavi della macchina, perché poi mi disse, no, perché poi mi ridà lo zaino, mi dai anche le chiavi della macchina, che c'è pure le chiavi della macchina, che ci devi fare? No, guarda, un attimo, poi dopo forse metto la busta, metti la moto, cioè... Cosa le disse esattamente? Metti la moto non mi piace, cioè una cosa del genere era. Metti qualcosa non va con la moto, insomma, una cosa così. Per cui io tirai fuori le chiavi dal taschino interno dello zaino. Cosa voleva fare se non gli fosse Da piaciuta quello la che ho moto? capito io avrebbe messo la busta nella Ma mia l'ha macchina. capito lei o gliel'ha detto Giovanni? No, mi ha Princi? detto, casomai non mi piace, non va bene la moto, metto la busta nella macchina. E poi niente, poi io mi rimisi lo zaino su due spalle e cioè per noi la serata era, dovevamo aspettare che arrivasse Clementina. Ma lei ha notato poi cosa ha fatto Giovanni Princi? No, o vi perché siete noi siamo allontanati e lo ha perso di vista? Noi ci siamo allontanati, cioè noi nel senso Princi stavo con queste due persone che quella sera avevo pensato fossero amici suoi sinceramente. E perciò eravamo noi tre, dovevamo aspettare Clementina che arrivasse e sapevamo che sul posto sarebbe arrivato prima o poi Federico, cioè per noi la serata era lì, dovevamo andare a mangiare al pub prima o poi, perciò o ci saremmo spostati dopo a mangiare al kebab o il cornetto, cioè non era nulla di preciso, di sicuro, cioè era un po' così. Ma quando lei ha ripreso lo zaino, Sì. ha sentito se c'era il peso ancora di... Non c'era proprio la busta, perché io l'aprì. Subito, Per appena gliel'ha prendere le chiavi, ridato. per prendere le chiavi. Io lo aprì perché mi prendo quello lì rosa, non ha tasche esterne. Io lo aprì proprio, lui pensa si apre così e c'ha la zip dentro. Io lo aprì proprio, non c'era più la busta. La busta che mi mise quando prima. gliel'ha ridato? Già quando me la richiede, sì, in Via Latina. No, questo e quindi il momento... No, vabbè, andiamo avanti, poi magari lo... Quindi lei prende le chiavi e gliele dà Sì. e non vede quindi neanche la direzione in cui Princi si reca. No, sinceramente no. No, perché poi mi sono voltata, cioè io stavo con Luca, nel senso quello che Si fanno è gli voltata altri, e quindi è tornata Da Luca, sì. Da Luca. Più o meno che ora era quando è successo questo? È in grado di... Guardi, noi siamo arrivati forse poco prima delle 10 sul posto, per cui è successo forse una ventina di minuti dopo, quarto d'ora, 20 minuti dopo, forse, più o meno quell'ora lì credo. Non era passato tanto perché lui ci venne incontro subito, no, non credo fosse passato tanto da quando arrivammo. E quindi, dopodiché che fate? Cioè lei raggiunge Luca e Domenico? Sì, perché erano sempre lì prima dell'angolo. E guardi, niente, nel senso io in realtà non vedevo l'ora che arrivasse Clementina, perché loro stavano tutto il tempo, cioè sempre così. A me faceva piacere che venisse Clementina perché poi noi parlavamo di cose nostre e loro sempre di moto, di allenamenti, di palestra, cioè nel senso anche lì in quel momento stavano parlando di affittare, Mugnoz di quel Luca, di affittare una moto da corsa per andare in pista, cioè perciò stavano lì a cercare su Subito, stavano su Instagram, cioè parlano sempre di moto. Stavano lì così a perdere tempo, poi oltretutto
A un certo punto noi siamo andati in direzione del pub, sì, non mi ricordo come, non prima che succedesse, questo non prima che succedesse, un po' prima siamo andati a vedere il pub anche a vedere se era un po' svuotato, perché quella sera c'era, non mi ricordo che partita, comunque c'era un po' di gente dentro e volevamo anche aspettare che si svuotasse un po'. Per cui perdevamo tempo lì intorno, non è che andiamo lì, ormai aspettavamo Clementina, arrivava Federico, insomma stavamo lì. Che succede poi? Poi dice prima di quello che è successo poi sull'angolo? Sì, prima. Lei sta sempre con Luca e Domenico o si allontana da loro? No, io mi sono allontanata appena quando ho preso l'acqua, quello sicuro, stavo da sola, anche senza il cane. Sì, perché stavo da sola. Quindi lei l'acqua la compra dopo questo momento sì, perché poi mi ricordo che praticamente, sì, perché io poi presi il portafoglio, andai al pub, presi il portafoglio, misi la bottiglietta d'acqua dentro, per cui lo zaino già l'avevo visto che era vuoto, io andai proprio tranquilla. Quindi si allontana da Luca e Domenico, Sì. va a comprare l'acqua da sola dove? Dentro il pub? Sì, al pub che ho il John Cabot. Quanto impiega più o meno? Qualche minuto. Non lo so. E li raggiunge dove? Dove erano in quel momento Luca e Domenico? Sempre lì all'angolo. Dopo sempre lì all'angolo stavano, perché Luca stava appoggiato. Ora, io le chiedo questa circostanza dell'acqua, nella sostanza non cambia, però leggendo le sue dichiarazioni dell'interrogatorio di garanzia, prima gliele leggo e poi le dico se mi vuole spiegare bene. Il giudice, appunto, le sta ancora chiedendo di quando si accorge che questa busta non c'è più nello zaino, quindi le leggo proprio le parole esatte. Dopo l'incontro la busta non ce la doveva avere più, no? La doveva avere a loro. E lei risponde: non lo so, io ho solo fatto camminare il cane. Quando ce ne siamo andati con Luca, io, Luca ed il cane, che siamo andati sulla panchina dietro la scuola, perché in mezzo c'era la scuola, ci siamo messi su una panchina perché Luca non ce la faceva più a stare in piedi. Io ho aperto lo zaino per prendere l'acqua a Luca perché aveva una bottiglietta dentro lo zaino. Ora, leggendo questo, poi mi dica se io sbaglio, sembrerebbe che lei si accorge per la prima volta di non avere la busta nello zaino dopo questo acquisto dell'acqua. Ma forse perché, nel senso, lì ho raccontato tutto quello che mi ricordavo, anche tra le lacrime, sinceramente, nel senso, il pezzo che abbiamo sulla panchina è qualche minuto prima che arriviamo praticamente all'angolo di dove succede, e anche lì presi l'acqua, la diedi a Luca, l'acqua liscia, andai a comprare per lui, che eravamo sulla panchina perché non si poteva piegare a bere dalla fontanella. Però anche lì mi ricordo che lo zaino era vuoto, perché poi tirai fuori la bottiglietta. Però già lei aveva visto che lo zaino era vuoto, quindi quindi a un certo punto siete seduti su questa panchina, Luca non ce la faceva più, l'abbiamo visto per te, lo può dire anche... Sì, ogni tanto guardi ci fermava o la macchina o il muretto della scuola o siamo andati apposta perché sapevamo che c'era la panchina, si metteva un po' più comodo. Ma come si sentiva fisicamente Luca in quei momenti? No, guardi, già era il terzo giorno che faceva le punture, ma nel senso non poteva andare in palestra di certo, non poteva correre, però camminava. La mattina a pranzo eravamo andati da mio padre a provare la moto che ha comprato, quindi ha fatto la rampa, per cui... Ma camminava con difficoltà, con dolore, lamentava qualche dolore? Ogni tanto diceva fermiamoci, mi appoggio un attimo, però non è che non era né zoppo né... insomma, camminava, però sì, gli dava fastidio ancora, non era così, non era guarito del tutto. Quindi rimanete per un po' sulla panchina, seduti tutti e tre sulla panchina, e lei non vedeva l'ora che arrivasse Clementina perché parlavano sempre di moto i ragazzi. Dopodiché che succede? Come mai vi alzate? Dopodiché stavano parlando tra di loro, perché noi di solito, la nostra serata tipo è: Luca mangia qualcosina prima a casa, intorno, che ne so, le 8, le 7, quando usciamo, poi la sera verso mezzanotte, anche 11:30, 11, andiamo a mangiare qualcosa insieme, che sia il kebab, che sia il cornetto notte, qualsiasi cosa. Perciò a un certo punto a Luca venne fame e stavano parlando con Mugnoz, non so se Mugnoz voleva prendere il gelato, insomma, decidiamo di andare al pub.
che proprio è il più vicino che avevamo. Quando arriviamo poco prima dell'angolo praticamente, cioè del raso muretto, a un certo punto mi accorgo che Federico già era arrivato, cioè, perché lì praticamente c'è l'entrata e poi c'è una grossa finestra nel pub. Federico già stava in fila, c'era questa ragazza e non so chi, cioè insomma Marco Lico forse, qualche altro amico suo, e a me a un certo punto non mi ha fregato più niente né di Clementina né di Princi, cioè io volevo entrare lì per vedere. Ma credo anche Luca, non abbiamo mai visto Federico come una ragazza, perciò cioè, per me era, cioè io ero contenta di entrare e vedere come andava. La curiosità. Sì, ero curiosa, ero tanto curiosa, perciò ho detto entriamo, cioè, io non so se questo nel video si vede, io a un certo punto indico proprio la finestra, indico Federico, e cioè noi, perché anche dai video quel posto sembra chissà quanto grande, cioè proprio dal marciapiede al pub, ma non è, cioè se noi avessimo fatto quei altri 6-5 passi, noi eravamo dentro al pub, cioè noi, se non ci avesse fermato Munoz per la sigaretta, il telefono, non mi ricordo, noi eravamo dentro al pub, noi eravamo dentro a mangiare, non so, con Federico, con cosa, ma noi eravamo dentro al pub. Ecco, voi esattamente dove eravate quando venite fermati? Ecco. Allora, noi a un certo punto ci fermiamo che stiamo cioè, tutti in piedi, nessuno sta appoggiato perché io mi ricordo la sigaretta e stavo fumando, non mi ricordo se chiamò qualcuno sinceramente. Noi eravamo se tutti vuole in piedi. le foto così lo può indicare. No, guardi, me le ricordo bene. Eravamo tutti in piedi, poi a un certo punto io nel frattempo mi ricordo che guardavo sempre Federico. Ogni tanto guardavo Federico, temevo che scappasse, cioè nel senso poi magari nel PA non si vede più. Io stavo guardando Federico e... Ma in quale via stavate camminando? No, qui già arriviamo via Bartoloni, cioè qui proprio angolo, il pub sta di fronte, il marciapiede e il pub è di fronte. E cioè proprio davanti a noi era. Quindi eravate quasi all'angolo con via Mommsen? Sì, è l'angolo, cioè noi al muretto che dove loro si appoggiano poi è angolo via Bartoloni. È proprio all'angolo, cioè nel senso a pizzo col via Mommsen. Siamo proprio di fronte avevamo il pub, cioè lo vedevamo, dovevamo entrare noi lì. Cioè se non fossimo stati fermati per la sigaretta, noi eravamo dentro. Ma voi quale via avevate percorso per arrivare a quell'angolo? No, lì abbiamo fatto, dalla panchina abbiamo fatto tutto il giro, cioè abbiamo fatto tutto il giro della scuola praticamente. Come mai? Ma cioè così, perché noi già eravamo passati lì davanti, cioè già avevamo visto che c'era comunque gente, poi è venuta fame a Luca, non mi ricordo. Perché fate il giro lungo? Ma così, cioè nel senso per perdere tempo, per fare qualcosa, poi c'avevo il cagnolino, cioè non c'ha nessun senso, cioè noi... No, io voglio capire insieme a lei, quindi Sì. voi siete su via Bartoloni più vicino a via Latina. Quando, aspetti? All'inizio. Ah, sì, Poi vi sì, spostate sì, la sì. panchina dove si trova, diamo le coordinate Allora, alla la panchina porta. mentre si trova, bisogna fare tutto il giro, praticamente c'è, questa è via Bartoloni, c'è via Latina, e le panchine stanno dall'altra parte su via qualcosa con Venturi, non mi ricordo la via precisa. Largo Tacchi. Sì, credo di sì. Le panchine stanno... Lo ridica al microfono così rimane a verbale. Come scusi, non ho capito. Largo, posso? Sì. Largo Tacchi Venturi. Largo Tacchi Venturi era, dove stanno le panchine, cioè proprio all'entrata della scuola, ci sono 2 o 3 panchine mi sembra. Poi quale via percorrete? E poi ritorniamo per via Mommsen. E poi ci fermiamo su via Bartoloni sempre, proprio Quindi sull'angolo, sul marciapiede. Ecco, cosa succede a un certo punto? Cioè, ecco, ma lei camminava accanto a Luca, Sì, noi stavamo sempre tutti vicini. Cioè, allora, quando stavamo camminando su via Mommsen, io stavo qualche passo di fronte a loro, tenevo il cagnolino, loro mi stavano dietro. Poi quando arrivammo lì, ci fermò Munoz con questa sigaretta, e Luca per non stare fermo così si poggiò praticamente al muretto della scuola. Sempre di via Mommsen. Sempre via Mommsen. Quindi no, scusi, via Bartoloni. Quindi già avevamo girato l'angolo, sì. Luca si appoggia qui al muretto. Io mi ricordo ho poggiato
al muretto, sì, ma anche Mugno si può Per intenderci, la foto numero 4, sì. questo qui, No, questo è via Mommsen, no, il muretto era questo, quello lì, quell'altro, cioè quello diciamo... Quale foto? Numero foto 4? 4. Quindi il muretto, a quale muretto? Questa è via Mommsen, noi ci fermammo qui. Il muretto che sta sulla Sì, destra. via Bartoloni, sì. Questo qui, cioè dove si poggiò L'angolo Luca. del Sì. letto. Quindi il muretto sulla destra su via Bartoloni. Sì. Sempre la foto numero 4. Foto 4 dei rilievi già risulta, sono sempre le stesse foto sì, di foto prima che 4 erano 3 riprende e in 4. effetti via Mommsen, Sì, però sì. all'angolo, Sì, è quello lì, voltando all'angolo, subito sì, l'angolo. sì, Ha indicato l'angolo. Sì, anche per me serve per chiarire bene Sì. la dinamica. E Domenico dove rimane rispetto a voi? Quindi Luca Guardi, è lui- lì, Domenico No, dove ma rimane? anche lui sta lì, cioè non si allontana da noi, lui è... Ma rimane ancora indietro su via Mommsen o già raggiunge via cioè, guarda, Bartoloni? quando noi ci fermiamo che lui sta fumando la sigaretta, noi siamo tutti, io non mi sono poggiata al muretto perché avevo il cane, loro si sono proprio appoggiati a quel muretto di via Bartoloni, entrambi, cioè Luca si poggiò proprio, si sedette perché il muretto, insomma, lui è alto, quindi è perfetto per sedersi per lui. Mugnos non mi ricordo sinceramente, io non ero poggiata al muretto, comunque stavamo su quel marciapiede di fronte al pub proprio. Quel E momento cosa lì. succede? Succede che a un certo punto io tenevo, non mi ricordo se con la sinistra o con la destra il guinzaglio del cane e presi il telefono in mano. Avevo lo zaino sempre dietro, feci qualche passo ma proprio sempre su quel, cioè nel senso stavo col cagnolino, forse feci 2 passi o 3 o 1, non mi ricordo, comunque mi ero girata di spalle, non stavo più diciamo guardando loro in viso, io stavo girata, gli davo un po' le spalle, il muretto è qui praticamente, io gli davo un po' le spalle ad entrambi. Quindi muretto sulla sinistra. Cioè lei è più laterale. Un po' laterale. Sì, sono un po' più Come Scendi, Ma il viso è rivolto verso il pub o verso via Mommsen? No, avevo a un certo punto il viso, quando è successo io ho il viso rivolto verso, veramente però è rivolto Stava verso il parco, Verso il il- parco, la Caffarella, verso via Latina. Mhm. Però avevo la testa abbassata perché avevo in mano il telefono. Io non le so dire cosa è successo, Mi dica quello che ricorda. io ovviamente. quello che ricordo è, a un certo punto mi sentii come perché io al momento stesso non sentii dolore, cioè il dolore lo sentii dopo, io sentii questa forte, come una compressione alla testa, tant'è che feci così, Cioè si è piegata su se stessa? sì ma poco, non di Poco. tanto, Ma esattamente dove? lì Lei poi- avvertì un colpo? dice la testa? Mhm. Guardi, lì per lì non capii che fosse un colpo alla testa, cioè non fosse una bastonata, non lo capisci. Ecco, questa forte compressione che lei descrive, Sì. in quale zona del corpo la avverte? Qui, la qui nuca. dietro, la nuca, La nuca. alla nuca. Quindi dà atto che la testa indica la nuca la testa. Poi mi sentii proprio qualche attimo dopo, qualche secondo dopo, proprio, ma nemmeno, forse qualche secondo dopo, praticamente io mi ricordo dammi sto zaino, qualcuno mi disse dammi sto zaino e mi sentivo come tirare, come se qualcuno dall'alto mi tirasse, io per non porre resistenza feci così con le braccia, ma non so se già sta in ginocchio o ancora ero in piedi, questo non me lo Quindi ha ricordo. aperto le braccia per Io feci- agevolare... sì, per farglielo prendere più in per fretta, agevolare il insomma. fatto che volevano lo zaino, sì, che prendessero lo zaino. Poi da lì io ricorda di essersi ritrovata a terra? sì, io allora io praticamente a un certo punto, io non so quanto stetti a terra, cioè per me possono essere passati sia 20 secondi che 20 minuti, non glielo so dire questo. Io a un certo punto so che mi tiro sulle ginocchia Non ho capito, vedi? e a un certo punto mi giro, non faccio questo, cioè non giro la testa verso destra, ma la giro verso sinistra.
non c'era più nessuno, cioè nel senso non c'era più nessuno, perché mi aspettavo, magari c'era tutto in piedi, solo io caduta. Invece in piedi non c'era più nessuno, non c'era nessuno, vidi solo a sinistra sta indicando? Sì, sotto al marciapiede vidi le gambe di Luca, sdraiato a terra. Ecco, io le rido la foto, se può indicare esattamente dove vede. Sempre credo che la migliore sia la foto numero 3 per chiederglielo. Sì. Bene o male era qui, cioè al posto, sempre la foto numero 4, alla 3 mi dice, giusto? Sì. La foto numero 3. Sì. Guardi, sì, lui praticamente... Ci spiega dove, perché noi non ce l'abbiamo Sì, avanti, allora. rispetto alla foto, se indica il posto in cui ha visto Luca, ha detto ho visto le gambe Qui di c'è Luca. la foto 3, c'è una panda blu. Lui praticamente io ero leggermente più avanti, io quando mi girai a guardare non vidi in che posizione stava, ho visto solo le sue gambe, tant'è che non mi ricordo come mi rialzai, come feci a rialzarmi, comunque sono andata di corsa da lui perché anche in quel momento io pensavo fosse stato uno scherzo, uno sbaglio, un petardo, cioè io non avevo compreso subito che cosa era stato. Ora, io mi rendo conto della difficoltà di ricordare i dettagli esatti di quei momenti. Ora, lei ha detto, io mi alzai e andai di corsa da lui. Sì. Da quando fu colpita lei si ritrova a terra, Sì. quindi riprende un po' i sensi, diciamo, Sì. e realizza Sì. quello che è successo, almeno in parte. Al punto dove vede Luca, quanto era lontana lei? No, poco, nel senso... 1 metro, 2 metri? Forse al massimo 2 metri? 2 Al metri? massimo no. Al massimo 2 metri, non di tanto. perché- Minimo? No, minimo 1 metro. Cioè quanti Comunque, passi ha fatto? Perché non mi ricordo se io ci sono arrivata in ginocchio o a piedi, perché io ho avuto Gira sulle ginocchia. non mi ricordo come sono, cioè nel senso in ginocchio ci avrei messo di più, non mi ricordo se mi sono rialzata o se ci sono andata in ginocchio. Ma lei si trovava sul marciapiede o sul piano No, strada? marciapiede. Lei era sul io marciapiede. Io quando vidi Luca E Luca stava dov'era? sotto al marciapiede. Cioè, quando ha visto Luca? Era sotto al marciapiede, aveva Lei chi è? Di spiegare, non la interrompiamo. Sì. Se riesce a Si prenda spiegarlo, tutto il tempo di cui ha piano bisogno. piano riesce a ricordare. Lui praticamente aveva le gambe rivolte verso via Mommsen e Allora interrompiamo un attimo perché la testa sta piangendo. Vuole dell'acqua? Imputato. no, Interrompiamo un attimo. Stia tranquilla il più possibile. Ci rendiamo conto che non è semplice. Ci dice lei quando se la sente per riprendere. Un attimo, usciamo un attimo. no, perché tanto quando ricomincerà è uguale, nel senso... Va bene, non so se vuole dell'acqua, avvocato gliela vuole Vuole portare. dell'acqua? No, grazie. Sicuro? Sì, sì. Che poi con la mascherina parlare non è semplice. Aveva le gambe rivolte verso via Mommsen. Le gambe, sì, però aspetti un Aperte, attimo, no? abbiamo. Aspetti un Guarda- attimo, sì. Ci prendiamo tutto il tempo che serve. Se si sfoga un po', scarica un po' invece riesce Sì. a Clenis, se lei un attimo scarica, poi magari riesce piano piano. Se il pubblico ministero è d'accordo, se sospendiamo 5 minuti. Attimo. Sospendiamo 5 minuti, però non... Con la testa che rimane in aula. L'imputata sì. rimane in aula. Va bene, allora 5 minuti di pausa anche per la corsa, andiamo in camera di consiglio, pubblico ministero resta qui. Sì. Piano piano. Va bene, ci accomodiamo. Sì, sì. Stai morendo?
purtroppo hanno spento. Oggi non so proprio... Allora, riprendiamo con calma, rifletta bene, perché è un momento molto molto importante, chiaramente. Continuo io. Come stava Luca praticamente? Stavo dicendo come era messo Luca. Praticamente lui aveva entrambe le gambe rivolte verso via Mommsen, questa qui, però era su via Bartoloni sotto al marciapiede, ma comunque le gambe davano, se diamo le spalle al pub, le gambe davano verso destra e la testa era verso sinistra. Ora, lei ha visto, immagino, se non è così me lo dica, le foto che la ritraggono a pochi momenti dal fatto, quando lei è sopra Luca Sacchi. Sì. Quindi è quella la posizione in cui Sì. lei vede per la prima volta No, Luca? No, cioè nel senso sdraiato così sì, però quando io arrivai, perché pensai che fosse svenuto, cioè pensai di tutto al di fuori di una pallottolata, insomma. Lui era appoggiato sul braccio destro ed era leggermente girato verso il pub. Con il corpo? Con il corpo, leggermente, non tanto, tant'è che io quando ci andai addosso a lui, io non capii, cioè cercai, oh Lu, oh dai amo, non mi rispondeva, io praticamente da sopra gli presi la spalla sinistra per metterlo dritto, perché ho pensato, oddio, ma magari la schiena ha talmente tanto il dolore che è svenuto, cioè perché intorno, a parte che intorno non avevo più nessuno, eravamo solo noi. Cioè nemmeno a dire, non mi ero resa conto, cioè non mi ero resa conto finché non ho messo praticamente, gli volevo accarezzare il viso, la testa, volevo prendere la testa, e ho sentito la mano destra calda, molto calda, che sentivo... Allora, la mano destra, mia, sì, sotto la testa sentivo del liquido molto caldo, quindi non la tirai fuori tutta dalla testa, cioè feci un po' così e mi accorsi che era tutto rosso. Poi guardai anche alla mia sinistra e c'erano pezzi di Luca alla sinistra della testa. Quindi lei ha spostato leggermente Le spalle verso, proprio lo misi dritto. Cioè poi, è praticamente nella posizione in cui sì, è alla in cui c'è la fotografia? foto che io sto sopra, sì. E poi gli misi la mano sotto la testa, tant'è che poi cercai di tamponare col cappuccio suo e delle persone mi portarono tanti tovagliolini, insomma cercavo in tutti i modi di tappare la ferita, perché lui respirava, gli dicevo dai amore respira, cioè io ero convinta respira, che ce la fai, tanto tranquillo, che mo arrivano, e cercavo in tutti i modi, cioè per me quei minuti, prima che arrivasse l'ambulanza, per me è passata una vita, perché non facevo altro che dire ambulanza, ti serve l'ambulanza e sembravano ore, cioè quei minuti lì a me sono sembrate ore. Immagino. Quindi? Anzi, prima di andare avanti vorrei tornare. Lei, mi rendo conto, aveva appena ricevuto una botta in testa e il processo ci ha permesso di appurare anche con che mezzo contundente, almeno per quanto riguarda la tesi della pubblica accusa. Quindi comprendo che lei fosse frastornata in quei momenti, però ricorda la presenza vicino a lei e a Luca di altre persone in quei momenti lì? Guardi, in quei momenti lì quando sentii da me sto zaino, capii che non era né Luca né Mugnoz né tanto meno Princi. Io addirittura in quell'istante io pensai, è qualche amico di Princi, qualcuno del loro giro di moto che ci sta facendo uno scherzo, io pensai addirittura che qualcuno ci buttò come un petardo in mezzo ai piedi, cioè io prima di vedere come stava realmente Luca, io pensai qualcuno tirò un petardo, Luca si è fatto male ed è svenuto, che è cascato praticamente dal dolore. Cioè io ho pensato questo. Cioè lei il colpo dell'arma da sparo l'ha collegata inizialmente quindi a un petardo? Guarda, io mi ricordo, quello che ricordo proprio adesso
anche riguardando i vari video che ci sono stati, anche online ce ne sono tantissimi, che dalla botta che prendo, io prendo una botta e subito, dopo qualche secondo, c'è praticamente un botto gigantesco, che io all'inizio ho pensato, ma non è il botto che ho sentito io, diciamo il frastuono dell'incontro della mazza con la mia testa, invece ora mi rendo conto che magari qualche secondo è passato. Ma fra il colpo che prende lei Sì. e il colpo che appunto lei prima ce lo descrive come un petardo Sì, e poi sì, comunque dell'arma da sparo, quindi del colpo di Sì. pistola, lei parla di qualche secondo, ma No. nel mezzo ha sentito altri rumori, ad esempio di una colluttazione? No, guardi, questo proprio no, zero. Io, tant'è che mi fece strano pensare come fa questa persona ad arrivare, cioè praticamente sul muretto c'erano Luca e Mugnoz, cioè come ha fatto ad arrivare, andare addosso a me subito e poi tutto il resto, cioè io questa fino ad oggi non la capisco sinceramente. Però io quando ricevetti la botta io andai per terra, nel senso io da lì non ho, cioè nel senso non so se c'è stata una colluttazione, non so come, non so chi, non glielo so dire. Cioè lei il primo rumore che ricorda dopo la botta è proprio quello del petardo? Sì, per me quello era che lei ha petardo, chiamato al momento petardo. era petardo, sì. Mhm. Sì. Mi rendo conto che è difficile, molto probabilmente non saprà rispondermi, ma da quale punto venisse questo colpo, cioè nello spazio in grado di collocarlo, da dove arriva questo Addosso suono? a me, dice la botta addosso a No, me. il suono. Ah, il suono, è dietro, tant'è che io ho fatto così, la prima cosa che ho fatto di questo, come quando ti No, scoppia... non ho capito. Che ha fatto? Cioè mi sono rannicchiata leggermente, Si era ho come chiuso gli gomitolata? occhi, sì, ma poco, non di tanto, perché... Ha avuto l'istinto di sì, come di rannicchiarsi. chiudermi, sì. Quindi quando lei appunto va da Luca, quindi e ci ha descritto la scena, non gliela voglio far ripetere. Domenico dov'è rispetto a No, voi? guardi, Lei lo vede? Dopo quanto tempo lo vede? No, io quando praticamente la prima cosa che vedo Luca, gli vado sopra, io intorno a me non vedo più nessuno, cioè zero, tant'è che io mi iniziai a strillare forte sperando che qualcuno dal pub mi sentisse, io addirittura mi ero dimenticata che avevo il cane a un certo punto me lo ritrovo vicino al pub, che me lo prese una ragazza del pub, cioè io mi ero dimenticata tutto, avevo solo Luca di fronte che stava così, io mi ero dimenticata di tutto, cioè non mi ricordavo che c'era Mugnoz accanto a me, non so dove stava, non so cosa ha fatto. Io a un certo punto mi giro con la testa verso sinistra, perché avevo il pub, e comincio a urlare aiuto, basta, solo questo. Quindi verso il pub? Sì. Ricorda se chi si avvicinò per primo a lei, a Luca? Per primo mi sembra che si avvicinò a Princi. E cosa fece Princi quando si avvicinò a voi due? Ebbe come uno spavento, cioè come se, oddio che è successo, però io lo vidi in un attimo, cioè nel senso quando facevo così, perché poi mi giravo, quando urlavo mi giravo verso sinistra e poi parlavo con Luca, quindi lo vidi in un attimo. Poi quando ho rialzato lo sguardo di nuovo ho visto persone che uscivano dal pub, mi passò vicino un ragazzo, uno che non ho mai visto in vita mia, che mi disse addirittura, cioè nel senso, io sono stata anche aggressiva con questa persona perché mi disse tanto questo non ce la fa, ho visto la stessa cosa con mio padre e io ho detto insomma, cioè in modo brutto gli ho detto vattene. E poi arrivavano persone, mi portarono i tovaglioli cioè ogni volta che alzavo lo sguardo sembrava che le persone cioè il numero delle persone aumentasse intorno al pub. Io vicino a Luca non facevo avvicinare nessuno, poi arrivarono, mi sembra, sì, i carabinieri arrivarono, io vidi una macchina passare, forse due, non mi ricordo, e mi facevano delle domande, ma io proprio, cioè nel senso io mi rendo conto adesso che sono stata brutale, aggressiva, anche maleducata, perché a parte non mi
mi ricordo che mi domandò quanti erano e se mi ricordavo come erano vestiti, ma io non li avevo visti. Che altro era successo? No, io guardi, stavo tutto il tempo sopra Luca finché non arrivò l'ambulanza, cioè io non mi sono mossa da lì, io tenevo, diciamo, cercavo di tenere la ferita chiusa e gli dicevo respira. La tamponava con la mano? Quello intende dire quando... All'inizio avevo raccolto, diciamo, il suo cappuccio, aveva il cappuccio là su. Poi mi portarono tanti tovaglioli, non so da dove, e io poggiai anche quelli poi, e quindi tenevo tovaglioli, cappuccio e tenevo sotto la mano. Quindi lei rimane con Luca fino a che non arriva l'ambulanza? Sì. A un certo punto vede i familiari di Luca arrivare sulla scena? No, Il fratello di Luca? Ah sì, certo, arriva Federico a un certo punto, mi arriva Federico, di lato lo vedo correre con Princi, e io lì, mentre già avevo urlato ad altri di chiamare l'ambulanza, lì nel momento gli urlai chiama Luciano, perché Luciano di Somma è un loro amico, medico, insomma, una persona a cui loro si chiamano sempre se hanno qualche problema di salute. Un medico. Chiama Luciano, lui mentre chiamava Luciano e qualcun altro chiamava, cioè non so chi di preciso, comunque c'erano tante persone con i telefoni in mano, per cui io non glielo so dire, però la prima cosa che gli dissi chiama Luciano, perché magari non dovevo fare certi movimenti, dovevo tenerlo fermo, cioè, nel senso volevo capire se ci diceva subito che dovevamo fare, se potevamo fare qualcosa. E poi Il padre di Luca lo ricorda? Guardi no, purtroppo, cioè quello non me lo ricordo sul posto, perché io mi ricordo che arriva l'ambulanza, io gridai anche all'operatrice perché gli avevano preso male la testa, urlai anche lì perché gli dicevo guardate, cioè c'è tanto sangue che è, tenetelo, cioè nel senso gli dicevo quello, lo misero sul lettino, io volevo andare con loro, non mi fecero salire, chiusa l'ambulanza se ne andarono, io mi ricordo, mi ci andai subito verso il pub della ragazza che aveva la cagnolina, la presi, le dissi grazie e andammo subito alla macchina, alla Panda, che stava proprio lì vicino al pub, non so se di fronte, insomma, stava, la foto 3 stava più verso di qua. Come mai andate alla Panda? Perché volevamo seguire l'ambulanza, io, Federico, Clementina e Princi volevamo seguire l'ambulanza. Perché non andate alla sua macchina? Alla Citroen? Oddio, guardi, lì per lì era la più vicina, cioè non lo so. Ora, noi lo abbiamo appreso, la Panda ce l'aveva in uso Federico, sì, conferma. Sì. Quindi come mai andate alla macchina che aveva in uso Federico e non quella che aveva lei? Credo che sia stato istintivo, perché se l'avevo di fronte avremmo fatto prima ad arrivare, credo, cioè nel senso è stato istintivo, prendiamo la macchina e andiamo subito, perché era già lì pronta. Lei le aveva riavute le chiavi della Citroen da Princi? Le avevo? Riavute le chiavi perché stando al suo racconto dice quella sera? ancora Sì, in quel momento. No. Quindi lei non aveva le chiavi della Citroen? No. Quindi era anche una scelta obbligata andare con la macchina di... stava con noi, cioè volendo potevamo addirittura dire prendiamo la... ma guardi ci avremmo messo di... cioè nel senso per noi era importante il tempo, prendiamo sta macchina, andiamo subito dietro all'ambulanza per stare dietro a Luca. Però che succede? Succede che dei carabinieri mi fermano, ci fanno scendere e da quel momento in poi avevo sempre o carabinieri in Borghese o carabinieri in Quindivisa sempre accanto a me. Allora, prima di andare avanti, le faccio dire tutto, però lei finora ha parlato al plurale, volevamo, ci fermano, ci fanno scendere. Perché a un certo punto, quando succede questo, alle spalle mi arriva Clementina. No, sono tranquilla, cioè Clementina a un certo punto quando portarono via Luca mi portò dentro al negozio del tatuatore, mi lavò lei il viso perché avevo il viso, cioè avevo anche, mi ero anche immagino, sporca di sangue, no? Perciò mi lavò lei, questo già dopo che ci fermarono già con la macchina, cioè nel senso io parlo sempre di noi perché accanto a me c'è sempre qualcuno, nel senso... Però è dopo. Non si è sentito. Non devi interrompere. Questo sta dicendo è dopo. Dopo
questa... La mia domanda era molto più semplice e puntuale. Quando parla al plurale, a chi si riferisce oltre a lei? Clementina, accanto a me Vabbè, c'era Clementina. Ora andiamo avanti cercando di riordinare. Era per chiarire quando usa il plurale. Quindi i carabinieri e la polizia, perché arrivano sia l'uno che l'altro, vi bloccano sul posto. Sì. Siete con la Panda? Sì. Cioè, lei era riuscita a salire sulla Panda? Sì, eravamo già, cioè era un procinto di andare, nel senso ci fermavano proprio prima di partire. Eravamo già tutti dentro. Ma fermarono soltanto lei o anche Giovanni Princi o Clementina Burcea? Guardi, quel che ricordo io, scendemmo io e Clementina. Sì, perché mi dissero tu sei stata sul posto, devi rispondere a qualche... cioè era una cosa del genere, comunque io dovevo scendere e Clementina me lo fece come favore, cioè lei poteva tranquillamente credo andare con loro in Panda, ma stette vicino a me. Alla guida chi c'era nella Panda? Mi sembra Princi, io stavo dietro quella cagnolina, c'era accanto a me Clementina, Federico vicino al guidatore e Princi. E Marco Lico? Oddio, non me lo ricordo. Non se lo ricorda? No, non me lo ricordo. Non mi ricordo se... Quindi No, non ricordo. c'è un primo momento in cui siete in macchina, Giovanni Princi, Federico Sacchi, Clementina Io, e lei. Sì. Lei e Clementina siete sedute dietro. A un certo punto c'è anche un video che ritrae questo momento, quindi credo si riferisca lei a quel momento. C'è un operante di polizia o carabinieri che si avvicina a lei e la fa scendere e Clementina scende con lei. Sì. Cosa succede dopo? Succede che praticamente io mi ricordo che andammo dentro a questo negozio del tatuatore. Ma prima di andare a questo negozio c'è stato lo scambio di qualcosa tra lei e Clementina che scendete dalla macchina e Non so se la fosse il Panda? cane. Avete... Come? Io ho il cane con me, non so se... No, un oggetto più piccolo. Oddio, che io ricordi al momento Non ricorda? No. Non mi sembra, Dio. No, al momento non ricordo, io mi ricordo avevo in braccio il cane. No, guarda. Intendo tra lei e Clementina e la macchina guidata da Giovanni Princi. Cioè se ci scambiamo io e Un lei oggetto, c'è un passaggio di dentro un la oggetto macchina o fuori dalla macchina? dal finestrino. Non Vabbè, ricordo. se non ricorda Non me lo andiamo ricordo. avanti. Andiamo avanti. Quindi Ah sì, certo, adesso ricordo ho collegato il telefono, perché a me il telefono era cascato nel momento in cui era successo e me lo raccolse lei perché mi veniva da dietro, lei mi passò il telefono, perché era l'unica cosa che potevo avere in mano oltre il cane, era il telefono. Credo fosse il telefono, perché io mi ricordo che io non raccolsi da per terra il telefono, me lo raccolse lei, perché lei o Moon, credo sia stata lei a raccoglierlo. Quindi poi vi fermate dove? In che punto? Cioè stava descrivendo quel negozio di tatuaggi. Sì, ecco. entriamo dentro, mi lava e niente, mentre usciamo fuori dal negozio io crollai di nuovo a piangere forte e praticamente crollai sulle ginocchia lì, sempre sul marciapiede, poi dal tatuatore, leggermente in diagonale verso sinistra, vicino al tatuatore. Quindi entrate dal tatuatore, pure ce l'ho detto, non glielo faccio ripetere. E lì con Clementina vi scambiate qualche... No, io piangevo, c'era lei che mi tesoro tranquilla, e mi lavava, andrà tutto bene, ce la fa tranquilla, e mi lavava perché avevo sia le mani ricoperte di sangue, sia il viso perché non so come, mi ero toccata al viso, non mi ricordo come. Quindi lei è stata proprio lei a lavarmi con la sua mano lì al bagno. Dopodiché cosa succede? Dopodiché siamo state lì, non mi ricordo per quanto tempo,
al che ci fecero mettere a me e a lei dentro una macchina dei carabinieri, mi ricordo se era un carabiniere o polizia, non me lo ricordo questo, ci fecero sedere dentro, io cominciai ad accusare un po' il dolore, ma anche per stare più vicino a Luca, chiesi, anzi mi sembra che lo chiese Clementina ad un carabiniere se potevano chiamare un'ambulanza per me. Dopo poco è arrivata l'altra ambulanza e mi portarono al pronto soccorso. Ma ricorda di aver sentito in quel frangente, in quei momenti, il padre di Luca? Di aver parlato al telefono? Mi ricordo anche dalle sue parole che l'ho sentito, ma cosa ci siamo detti, a che ora mi chiamò, non me lo ricordo. Cioè veramente non me lo ricordo. Anche sulla necessità per lei di farsi visitare? Guardi, probabilmente è successo, ma al momento così adesso non me lo ricordo. Non lo ricordo. Quindi a un certo punto lei arriva in ospedale? Sì. E arrivo in ospedale, Clementina mi sembra che rimanga fuori perché lei anche mi accompagnò al pronto soccorso, a me col lettino a un certo punto mi ricordo che l'operatore cominciò a toccarmi un po' perché non rispondevo, mi portarono dentro a un corridoio e poi dentro una stanza per farmi una TAC, mi fecero una TAC. Io lì stavo, poi a un certo punto finita la TAC mi diedero dei fogli di carta, già nel pronto soccorso mi avevano messo già il collarino, perché gli dissi di aver ricevuto una botta da dietro, e poi finita la TAC mi portarono col lettino in corridoio, lì vicino alla camera, e stessi lì da sola per non so per quanto tempo, non c'era né un medico, cioè non c'era, cioè la dottoressa mi ha fatto la TAC, era a un certo punto riuscita, era riandata non so dove, e io stetti un po' da sola, tant'è che mi alzavo più di una volta perché volevo in qualche modo andare a chiedere dove era Luca Sacchi proprio, cioè era quello, tant'è che poi a un certo punto, non so come ci riesco, non so se mi fanno andare, non me lo ricordo, io mi ricordo a un certo punto che esco dall'ascensore del piano dove stava Luca, esco dall'ascensore e mi ritrovo Alfonso Sacchi, forse un loro cugino, non me lo ricordo di sicuro, e dentro un'altra camera c'era Concetta Galati con questo loro medico, questo mi ricordo, forse Federico, guarda, di preciso le facce mi ricordo erano queste. Io a un certo punto per rabbia, perché non potevamo vedere Luca, mi tolsi il collarino, lo buttai sulla sedia insieme ai fogli di carta che mi hanno dato quando feci la TAC, e mi chiedevano come stavo, il padre di Luca mi chiedeva come stavo, mi sembra che mi abbracciò, non mi ricordo, e poi a un certo punto dallo stesso ascensore entrarono 2 carabinieri e dopo poco tempo mi portarono poi a Via Inselci, cioè io salì proprio in macchina, chiesi sempre per cortesia perché la ritenevo un'amica, se potevo essere accompagnata, mi dissero di sì e Clementina mi accompagnò, stavo dentro a quelle macchine che dietro hanno i sedili duri, insomma, non morbidi, e andammo a Via Inselci, non mi ricordo che era. Ed è in questo momento che lei ha reso la denuncia? Sì, la prima sì, la prima sì. La prima? Sì. Dopodiché a un certo punto io non mi ricordo come arrivò Mugnoz lì. In ospedale? Quindi No, in Via Inselci. Ah, in Via Inselci. Ma allora andiamo un attimo nella fase dell'ospedale. Lei incontra Princi in ospedale? No, Princi no. Non vi mi ricordo erano incontrate? loro, no. Quindi lei l'unica persona con cui interagisce è principalmente, o meglio non l'unica, Sì, ma quella che mi principalmente accompagna, Clementina. diciamo sì, è Clementina, sì. Con cui scambia anche, non so, avete parlato un po' della dinamica, del perché? No, io le chiesi com'è che ci ha messo tanto ad arrivare, forse. Dicevo, forse sei arrivata prima, eravamo dentro, cioè cose così, nel senso idee mie fatte lì sul momento. Poi com'è che andate via da Via Inselci? In che modo proprio? In che modo proprio lasciate l'edificio? E praticamente arrivano i miei genitori, arrivano col motorino per fare prima, e per tornare all'ospedale praticamente io salì sul motorino con mio padre e Clementina invece tornò con mia madre. Ma avete provato a contattare Giovanni Princi? Io personalmente no.
non so se Clementina abbia, perché io a un certo punto, anche dentro a Via Inselci, la cosa che mi ha stranito era che dentro a Via Inselci c'ero io, Clementina Burzea, Domenico Mugnoz, arriva un ragazzo che, anche questo, mai visto in vita mia, mi ricordo aveva i capelli di un biondo platino tinto, arrivarono dopo a prenderlo i suoi genitori, interrogarono lui, i suoi genitori, tant'è che io mi arrabbiavo perché dicevo io un ragazzo in sala operatoria devo stare con lui, tant'è che anche lì sono stata aggressiva. E siamo stati fino alle 7 mi sembra, lì dentro, cioè prima che ci rilasciavano andare è passato tanto, io volevo andare in ospedale, cioè nel senso dovevo stare con Luca, per cui quando uscimmo arrivarono i miei, io salì subito sul motorino perché avevo detto ai miei che Luca era in ospedale, che ci avevano sparato addosso, che era successo così, e andammo col motorino subito con mio padre in ospedale. Mamma arriva un po' poco dopo con Clementina. Quindi avete lasciato Clementina lì? Con mamma? No, loro presero la metro, perché lì vicino c'è la metro, loro presero la metro e vennero con la metro. Ma c'erano accordi con qualcuno o con lei o che lei sappia con Clementina che Giovanni Princi si recasse a prendervi? No, perché io ormai avevo, cioè per me no, perché io ormai avevo mio padre, c'era il motorino, potevo andare tranquillamente a prendere la macchina, mia madre. Magari dalla notte, non dico la mattina quando lei aveva ormai chiamato il suo papà. No, nessun, anche perché non sapevo a che ora avessero finito, io aspettavo che si facesse un po' più, diciamo mattina per chiamare i miei, mio papà non sta, cioè nel senso ha delle problematiche al cuore che certe cose le deve prendere con calma, perciò aspettai appositamente io la mattina per chiamarli, ma avrei aspettato loro, cioè a me serviva mia madre e mio padre, cioè nel senso che chiamavo. Immagino. Quindi, e lei torna in ospedale? Sì. Ma in tutto ciò le chiavi della macchina lei quando le ha riavute? Guardi, le chiavi io credo di averle riavute, non mi ricordo il momento preciso in cui le ho riavute, però quello mi ricordo bene che io andai a prendere la mia macchina in via Cesare Baronio e quelle chiavi, mi sembra, me le diede Clementina. Quando? Allora io la macchina andai a prenderla, era il 20, non mi ricordo se il 24 o il 25, non me lo ricordo, mi ricordo soltanto che con degli amici di Federico mi accompagnarono in via Cesare Baronio e presi la macchina e la portai vicino a casa di Luca perché pensavo che ci servissero più macchine per andare in ospedale. Io avevo sempre la speranza, no, non è vero, ora si risveglia, cioè nel senso sempre quel motivo lì. E quali amici di Federico? Guardi, non mi ricordo se era Marco Lico, uno dei due forse uno dei due era Marco Lico, l'altro non mi ricordo. Tommaso forse, guardi, non mi ricordo, perché lui ha gli amici più stretti che conosco io sono Marco Lico, un certo Tommaso e un altro Federico, non so i cognomi di questi due. Però da quel che ricordo probabilmente il guidatore era Marco Lico, probabilmente, non sono sicura, e c'era un altro amico loro. Ora cerco di aiutarla anche a ricordare dandole magari qualche... Lei ha detto che è andata lì a prendere la macchina perché per andare poi in ospedale da Luca. Sì. Che lei ricordi, questo avviene prima o dopo che Luca viene dichiarato morto? Dopo. Ora, i genitori di Luca qui ci hanno raccontato di come l'hanno coinvolta anche nella donazione degli organi. Sì, io ero nella camera dove loro stavano parlando col primario, sì. Quindi lei ha partecipato, cioè anche formalmente magari non per il consenso, però ha partecipato un po' a questa decisione. A dire la verità proprio, io avevo la testa proprio che non andava, cioè nel senso io avevo, come? Cioè dentro io pensavo nel senso cosa organi, che Luca sta qua, cioè nel senso il mio pensiero andava, cioè nel senso no, cioè non è che io fossi contraria, per carità, però per esempio mia mamma anche che aveva lo stesso pensiero mio, disse davanti al loro medico, quello lì Luciano. Disse ma come, cioè perché poverino deve togliergli gli organi, questo me lo racconto dopo, e lui le rispose
Dai, stai calma anche tu che abbiamo appena riuscito a calmare Tina. Cioè, diciamo... Lui chi? Alfonso sa? No, Luciano. Sì. Ah, Luciano. Insomma. Mhm. Cioè, io ero lì in camera, ma nel senso coinvolto sì che mi hanno preso in camera con loro mentre parlavano col primario, però se dovessi decidere io di adesso, Vabbè, ora... nel senso tanto non ci interessa. questo è qualcosa Sì, su cui era giusto per... No, guarda, io volevo adesso- richiamare quel ricordo, giusto Sì. per riuscire a collocare meglio temporalmente se questa... se lei riprende la macchina, la Citroën, prima o dopo questo fatto? Proprio perché lei mi diceva 24, 25... Dopo questo fatto. Dopo questo fatto. Eravamo già usciti dall'ospedale, cioè io quando presi la macchina non sono più tornata in ospedale, mai più. Non sono più tornata in ospedale, no. Come un attimo, prima lei mi diceva che aveva preso la macchina perché voleva Perché tornare in ospedale. Sì, ma poi sono stata 2 giorni a casa della famiglia Luca, quindi non... Ok. E quando ha ripreso la macchina ha notato qualcosa di particolare? Era tutto ordinario? No, la mia solita macchina, dietro avevo il seggiolone, io poi presi perché dentro avevo il filo per caricare il telefono, lo portai su a casa di Luca, avevo anche il liquido, perché io fumavo sempre la sigaretta elettronica, avevo il liquido in macchina, presi quello e andammo su. Ma lei poi ha saputo chi l'aveva posteggiata nel punto in cui poi l'ha recuperata? Cioè nel senso, ma per forza Principe, perché a nessun altro avevo affidato la macchina, cioè a nessun altro diedi le chiavi, per cui... Ma vabbè, Principe avrebbe potuto dare le chiavi a qualcun altro in tutta la Baronda. Guardi, se l'ha fatto io questo non lo posso No. dire per certo. Allora le chiedo, parlò con Principe appunto Cioè della macchina? Cioè chi le disse che la macchina l'avrebbe trovata lì? Perché se lei va in quel luogo qualcuno glielo dice. Io mi ricordo che parlai con Clementina, cioè io ebbi sempre più un colloquio con Clementina. Io Princi l'ho visto poco, anche perché io spesso in ospedale entravo e uscivo dalla camera di Luca con i genitori, poi dovevo, mi seguiva continuamente uno psicologo che dovevo, insomma, mi aveva prescritto delle cose, poi... Quindi sia la chiave che l'informazione su dove troverà l'autovettura gliela dà Clementina. Credo di sì. Lei con Princi non parla... No, in ospedale no. E quando è Credo che di ha no. modo di parlare con Princi in maniera un po' più completa, diciamo, dei fatti? No, guardi, no, dei fatti allora, praticamente io quando cominciai a rendermi conto che qualcosa che non era come ci aveva detto, io la mattina, sempre di un giorno che non mi ricordo, se 25 probabilmente, 24, era 25, sì, era la ventina del 25, io presi la macchina di Luca, la Panda, e decisi di andare a parlare con Princi. Cioè andai proprio sotto casa sua, mi accompagnò mamma perché non voleva che guidassi da sola in quelle condizioni, mi accompagnò mia madre e andammo sotto casa di Princi, cioè io lì potevo anche chiamarlo e tutto, ma a me non bastava, io volevo che mi guardasse negli occhi, che mi dicesse in faccia cosa era successo, se conosceva quelle persone e perché Luca non c'era più. Io andai, lui abita vicino via Amelia, la via sua precisa non me la ricordo. Sì, intorno vicino a via Amelia. E andai lì sotto, aspettai un po', aspettai perché citofonai, nessuno mi aprì, era mattina, era abbastanza presto, non c'erano nemmeno i genitori, cioè non mi aprì nessuno. Dopo un po' mamma mi dai basta, nel senso che stai facendo qui, cosa risolvi se stai qui e fai qualcosa? Tornammo da Luca, a casa di Luca. E poi niente, poi siamo stati... Quindi lei non ha avuto modo di parlare con Giovanni Princi? No. Quindi lei va lì con sua madre? Con mia madre, sì. Provate a citofonare, non lo mi trovate? risponde, no. Ha provato a chiamarlo, a Ho chiamato anche, contattarlo? mi sembra lo chiamai su Signal perché era l'applicazione dove rispondevano di più lui e Clementina, non mi rispose. Gli scrisse qualcosa? A me? Lei a Giovanni Princi lo stava cercando? No, mi sembra di non avergli scritto nulla. Sa perché sono andata così? Perché io volevo coglierlo un po' di sorpresa, nel senso io non volevo dirgli
guarda sto arrivando, guarda devo parlare, nel senso io volevo andare lì e dire Giovanni, tu adesso mi devi dire cosa è successo, perché e chi sono quelle persone, perché anche, cioè, sinceramente io pensai, se lui conosce queste persone e me l'avesse detto subito, certo io non sono Rambo, non sono nessuno, ma proprio l'istinto, credo, naturale di proteggere la persona che ami e andare dietro a queste persone e provare a fare qualcosa, cioè nel senso io pensai magari sa dove stanno, magari sa chi sono, cioè questo volevo sapere io da lui, ma non c'era a casa, cioè non so se stava a casa, a me non mi rispose. L'ha più cercato? Io no. Non Come l'ho più mai cercato. smette di cercarlo? Perché poi a un certo Cioè punto... lei gli vuole parlare, non lo trova e si arrende così? Sì, perché poi a un certo punto io il giorno stesso cominciano a uscire notizie strane sui telegiornali, che erano arrestate queste persone, che praticamente c'era una trattativa con quella droga, cioè è successo talmente tutto in fretta che io poi il giorno dopo andai dal mio avvocato che, cioè io mi sentivo, in quel momento mi sentivo tradita, cioè sentivo che avessero tradito me e Luca in qualche modo, mi sentivo come pugnalata proprio alle spalle da chi credevo fosse veramente un nostro amico vero, veramente, perché io l'ultimo periodo gli ho voluto bene a Princi perché vedevo Luca felice, cioè Luca finalmente aveva ritrovato quel compagno, diciamo, tra virgolette di giochi, cioè per usare la moto, ma anche per picchiarsi sul letto perché loro conoscevano il jiu-jitsu e tu, cioè lo vedevo più felice io, cioè ero contenta. Quindi quando piano piano cominciavo a fare... Ma ho provato a cercare allora Clementina? No, cioè nel senso io ho pensato... Io non trovandoli lì e non avendo loro dettomi nulla in ospedale, forse per il tempo, non lo so come, mi sono sentita proprio... cioè presa proprio in giro, ma tanto, proprio tanto, cioè nel senso una cosa che ti fa una cosa del genere, uno che conosci poco o non conosci. Io Princi credevo che fosse il migliore amico di Luca, cioè veramente, e lo pensava anche Luca, per cui io lì a un certo punto torno a casa di Luca, ero parecchio arrabbiata, tant'è che ci trovavamo, vabbè, i soliti giornalisti, me la presi anche con loro, e poi salì a casa, poi riscesi perché mi hanno chiesto a casa di Luca di dire 2 parole su Luca, io scesi, altrimenti non sarei mai scesa a parlare con i giornalisti per un ovvio motivo, poi risalì a casa e quella sera dormì là, cioè io ho dormito proprio in camera di Luca. E il 26, non so cosa, non so perché, perché io stando anche a casa, poco tempo che sono stata a casa di Luca, ho cercato anche di seguire spesso Federico, cioè Federico era andato a casa di Marco Lico, io entravo in casa, Federico, dove sta Federico? Federico sta da Lico, ok, io vado da Lico e mi accompagnava, una cugina mi ha accompagnato, poi la sera stava a casa di un altro amico, ho una sorella minore, nel senso Federico ha visto quello che ha visto anche lui, io volevo stare appiccicata a Federico, anche perché Federico è la copia di Luca praticamente, cioè è la mini copia di Luca mi sembra, cioè, hanno anche lo stesso odore addirittura, cioè, quindi io volevo stare appiccicata a Federico, volevo che volevo che sapesse che comunque c'ero io, cioè nel senso io non l'avrei mai abbandonato se fosse stato per me, cioè per me Federico era come se fosse mio fratello. Per cui io sono andata a casa di questo Marco Lico, c'erano amici suoi, c'era anche questa ragazza con cui io volevo vederlo e poi andammo a casa di un'altra, Tommaso, non mi ricordo, comunque sempre lì nei dintorni di casa di Luca. Dopo questi fatti, lei non prova più a contattare Princi e Clementina? No. Per i motivi che ci ha detto? Sì. Però almeno questo ci risulta documentalmente, Princi e Clementina cercano di contattarla, di scriverle. È un'altra cosa ho scoperto nel processo perché proprio non me lo ricordavo, cioè nel senso a me il telefono in quei giorni non faceva altro che suonare, cioè nel senso a un certo punto lo chiudevo dentro al cassetto, non lo guardavo più, cioè a meno che non mi serviva per contattare chi mi serviva, se no nemmeno lo guardavo.
Questo io me lo ricordo da un'udienza che c'è stata, questo come va tesoro, una cosa del genere. Le scrivono sia Giovanni Princi che Clementina Burcea. Sì, mi ricordo che scrissero a me, a mia madre, ma non abbiamo più risposto, anche perché poi il 26 siamo andati dal mio avvocato, stettimo lì fino alla sera tardi e niente, anche per suo consiglio mi disse di allontanarmi tutte quelle persone che stavano lì sul posto quel giorno. Ma lei poi cancellò l'applicazione Signal a un certo punto? L'ho cancellato perché io non volevo più avere rapporti, cioè nel senso per me basta, adesso basta, finché io non capisco bene cosa è successo io ho cancellato le Signal perché quell'applicazione serviva solo per parlare con quelle due persone, non per altro. Quindi lei non la utilizzava con nessun altro? No, noi avevamo il gruppo Cava, che lo usavamo ogni volta, andavamo a Cavagnano, appunto a casa di Luca, e ogni tanto io con Clementina o anche con Luca lo usavo, cioè nel senso era come WhatsApp. Quando ha disinstallato l'applicazione dal suo cellulare? Non me lo ricordo, io mi ricordo che a un certo punto una sera, forse dopo che andai dall'avvocato, forse se non la sera dopo o la sera stessa cancellai l'applicazione, comunque o il 26 o il 27 forse l'ho cancellata. Ok. Le chiedo, lei ha parlato appunto di questo legame forte che aveva con Federico, in particolare, della famiglia Sacchi. Gli ha mai raccontato il retroscena del pacco di pane, per intendere? No, io ebbi la stessa sensazione che ho avuto praticamente quando ero nella via in Selci, cioè nel senso, per me veramente, cioè per me quella è stata una rapina, cioè come l'ho vissuta io è una rapina e poi quello che è successo, però non gli ho voluto dire cioè anche perché sì, avevo capito che c'era qualcosa di grave, però non ho collegato moto, cioè nel senso non sapevo neanche in realtà che cosa raccontare ai genitori. Lei non collega la rapina dello zaino al contenuto dello zaino? Sì, quello sì, però nel senso io non, come dire, io cioè non sapevo cosa raccontare ai genitori, cosa? Abbiamo tenuto una busta come due cretini e poi è successo questo? Cioè, per me quella è stata una rapina e quello che hanno fatto a Luca. Perciò io poi non andammo mai nei particolari con i genitori, nel senso mi chiesero, l'unica cosa che mi chiesero, questo me lo ricordo bene, mi chiusero in camera, c'erano Concetta Calati e Alfonso Sacchi e Concetta Calati mi ha chiesto tu c'entri qualcosa con la droga? Tu hai fatto qualcosa? Io le dissi no 3 volte, lei mi disse perché se c'entri qualcosa per noi non esisti più, io ho detto no Tina ti pare che c'entro qualcosa con la droga? Basta. Aprirono la porta perché eravamo in camera di Luca e uscimmo fuori. Tutto qui. Quindi nemmeno ai genitori accennò minimamente? La busta moto no. Alla figura di Princi? Sì, mi sembra di sì, mi sembra che comunque glielo dissi che stavamo tutti insieme. Cioè nel senso quello cioè anche perché Princi frequentava casa loro, quindi cioè, lo vedevano cioè soprattutto la madre lo vedeva più spesso del padre. Allora andiamo ora prima di quei fatti. Non mi ricordo se lei era presente a quell'udienza, però in un'udienza abbiamo analizzato i tabulati. In particolare in un tabulato risulta, preso dalla sua utenza, risulta che lei si recò il 18 ottobre, quindi pochi giorni prima ai fatti, a Casal Monastero. Allora, questa è un'altra cosa strana perché glielo può confermare anche il mio avvocato. Quando uscì sulle carte, proprio dal processo, cioè nel senso... No, perché... No, vabbè, non si, è perché l'avvocato non può confermare. Perché praticamente nel processo, cioè io lo scoprivo dal processo. Allora, io non sono, chi mi conosce lo sa bene, io non conosco vie e zone anche perché io mi sono sempre mossa intorno a casa. Cioè io la macchina per esempio me la sono fatta all'ultimo periodo, cioè da dicembre, perché proprio io avevo lavoro, scuola, cioè tutto vicino a casa, mi sono mai mossa, cioè raramente mi muovevo fuori dalla nostra zona, perciò io le zone non le conosco. Io venni a sapere che quella fosse San Basilio
dalle carte. Cioè quel giorno, io un giorno mi ricordo, mi recai a studio dell'avvocato, perché non mi ha detto sei stata lì? Lì dove? Dove vivono queste persone? Io non lo sapevo che fosse San Basilio, insomma. Però ci dica un po' quello che ricorda di Io quel mi ricordo pomeriggio. di quel giorno, io stavo lavorando giorno. sempre con la stessa bambina, eravamo al centro commerciale, Luca mi chiese, mi accompagni che lui in quei giorni lì, settembre-ottobre, doveva ricevere o uno o due nuovi clienti per fare da personal, che peraltro gli passava anche il figlio del titolare della palestra dove lui lavorava qualche volta a settimana. Per cui mi disse, mi accompagni un attimo che devo parlare con un ragazzo per lavoro? Qual è il problema? Presimo questa bambina, avevo sempre il cagnolino e andammo lì, ma stettimo 20-30 minuti che Luca parlava con questa persona e andammo via. Cioè io, se volete, ho le foto che sto in macchina con questa bambina io dietro e facciamo i video al cane in macchina di Luca. La tiro fuori? Me la faccio vedere, è chiaro che non nascondo delle prove, io non le ho mai viste, quindi... Facciano parte del compendio, non l'ho verificato, confesso, sono stato un po' negligente, ma erano sul telefono che è stato sequestrato, quindi Cioè, non so immagino che voi le abbiate, sì, no, però immagino se no, siano... sono quelle, fanno parte del processo. Attenzione che succede. All'ufficiale giudiziario. Queste sono delle 15:40. Sì, quel pomeriggio che noi eravamo 15:35 lì. e 15:40 come orario. Sì, però quel pomeriggio lì, quando siamo andati lì, Luca scese un attimo dalla macchina, ma si trattò di poco. Io stavo in macchina con questa bambina e tornavamo a Le casa. le acquisiamo. Sì, Comunque le parti lo una... vogliono vedere? Hanno il valore che hanno, però. Sì. No, volevo chiedere ai difensori se volete vederle. Sì, prego, le può portare prima i difensori? Questa bambina. La bambina non è all'esterno. Ecco, e quando scattate queste foto ricorda dove stavate? Guardi, io mi ricordo soltanto che dove parcheggiammo era un grosso parcheggio, Cioè, e al lato c'era un parco, tant'è che poi feci anche scendere il cane. Quindi le fate che eravate già a casa al monastero? Sì, lì, io ho detto San Basilio, casa nostra, sì, e comunque lì, sì, quelle foto stavamo ferme in macchina io e la bambina. Ma ricorda Giovanni Princi in quel luogo? No, noi andavamo io stavo lavorando praticamente con questa bambina perché me la portavo al centro commerciale, a cena, insomma. E Luca mi venne a prendere al centro commerciale Appio e andammo lì, cioè proprio tranquillamente. Ando lì tranquillamente. Ma le foto chi ce l'ha? Quindi le volete produrre, avvocato? Tanto sono... Per me possiamo semplicemente esibirle, questo Dato che vengono esibite, forse Se ne è è caso di parlato, allegare la definire. tecnale. Sì, quindi Lasciamo stare la rilevanza, Esatto, Presidente, poi la rilevanza la vale apprezzare la Corte. Certo. No, certo. Le voglio vedere un attimo. No, Vabbè, dato non è che sono vengono due divulgate. scatti fotografici delle Comunque 13:15 riproducono una bambina all'interno di un'auto con il 15:40. cagnolino che credo sia quello della signorina della Teste. Gliele esibiamo, ma le sta producendo lei, quindi è giusto quello che ho detto, c'è una bambina all'interno dell'abitacolo dell'auto con il suo Luca della cagnolino. Panda, sì. Quindi che devo fare? Niente, le acquisiamo, le diamo a Teresa. Grazie. Lei ricorda di essersi recata altri giorni in quella zona, in quel quartiere di Roma? Ovviamente parlo dei giorni immediatamente precedenti ai E a fatti. casa al monastero intende lei? No, cioè nel senso quello che so io ho scoperto del processo è che ci siamo recati quel pomeriggio lì, poi per il resto mai. Non mi sembra proprio. Il dibattimento pubblico, fammi Ora, io volevo capire bene, perché questi impiccetti con la moto, ma Giovanni Princi era solito fare questi impiccetti con la moto? Guardi, lui aveva sempre, cioè nel senso cercava sempre un modo per risparmiare, per comprare pezzi nuovi, una moto diversa, senza targa,
nel senso impiccetti cioè nel senso a un certo punto si era pure appiccicato parecchio a mio padre, perché sapeva che comunque lui è un professionista nel suo ambiente, e ogni volta, cioè, all'ora di pranzo, perché lui si svegliava all'ora di pranzo, papà tornava a casa, ogni volta lo chiamava, gli scriveva, mi servono questi, la moto sta così, insomma mi sembra io su WhatsApp ho delle foto dove loro ovviamente stanno sul computer di Luca che cercano pezzi di moto, ma non le so nemmeno dire che pezzi, ma anche gomme, insomma. No, ora la mia domanda era più precisa, non parlo della passione delle moto perché quello credo sia un dato pacifico. Io ho voluto utilizzare il termine che ha utilizzato lei, impiccietto. Quindi parliamo di qualcosa di illecito legato al mondo delle moto, o quel giorno era la prima volta? Che io sappia di preciso, proprio detto da lui, solo quel giorno. Però faceva, cioè nel senso, io userei anche il piccetto. Cioè non le sembrò strano che le consegnasse questa busta con del denaro dentro? No, guardi, dicendomi moto no, non mi sembrò strano. Perché io, cioè nel senso, lui anche nel garage aveva avuto una moto senza targa, dei pezzi buttati, tanti caschi, mi ricordo, cioè nel senso non mi sembrò perché era talmente forte la passione che avevano, ma anche Munoz per le moto, che gli dici, nel senso, io più di dirgli vai piano, per favore, non potevo dire nulla. Prima che formula la domanda, pubblico ministero per farlo risultare a verbale. Per le due foto scuriamo anche con un pennarello l'immagine della bambina, dovessero essere divulgate chiaramente alla minore. Quindi con un pennarello copre per me solo il possiamo volto. anche non acquisirle, tanto a verbale risulta che ha scattato due foto con una bambina alle 15:35 e alle 15:40, per me possiamo anche non difficoltà, io infatti parlavo di esibizione a questi fini perché, Esatto, perché avendo visto che c'era la minore mi sembrava Quella non è mai... Vabbè. anche perché ripeto, per noi la rilevanza è quella che oscurarle così. come preferisce la corte. Oscuriamo, il cane si può riprendere, insomma, si può pure divulgare. Tranne che gli animalisti. Vabbè, gli animalisti, insomma. Che è uno Yorkshire? No, No, penso sia un No, incrocio tra un un pincher pincher volevo dire, scusate. Un incrocio. incrocio, no? Sì. Un medicetto, insomma. Vabbè. Ora un attimo perché devo... Era una nota di colore. Sì, io li amo i cani, nel processo. Trece, no, io non ce n'ho più nessuno. Troppo dolore. Allora, un attimo devo cercare... Sì, intanto mi date tempo di prendere Sì, le le diamo carte. tutto il tempo Parlate necessario. Levate la registrazione. Leviamo la registrazione, vabbè, non abbiamo detto nulla di particolare, seppure risulta e viene divulgata, Vabbè, insomma. il microfono spento. Non credo che sia un peccato amare gli animali, no? Allora, Io potrei anche esprimere qualche preferenza rispetto alle due, però mi assento. Beh, questo potrebbe essere già un po' di razzismo canino. No, non per le specie di cane. Ah, Tra le specie, come sbagliamo, cioè una percezione per una specie che è il cane rispetto al genere umano. vabbè. Questo è diverso. Io pensavo come specie di cani, no, perché a me pure gli incroci, devo dire, meticci li trovo eccezionali. ecco, sempre tornando a quel 18 ottobre, dall'estratto delle chat WhatsApp acquisite dal suo cellulare, c'è la chat fra lei e Luca. E quindi a un certo punto c'è Luca che alle 5, alle 17:04 del 18 ottobre, le chiede: amo, ti attieni ai piani? E lei risponde, con punto interrogativo, lei risponde: sì certo, ci vediamo dopo. E Luca le dice: spero tu faccia come mi hai detto. Te noti meno, te scopro che hai fatto le cose a cazzo, senza me. Vabbè, lì sta anche scherzando di meno, ovviamente. Ma lì veramente si trattava di appartamenti, perché io il 17 di ottobre, sì, il giorno prima praticamente, andai a dare presente la caparra per l'appartamento che già avevamo visto con Luca. Il giorno stesso dovevo vedere un altro appartamento e il 24 di ottobre io vederne un altro ancora. Cioè nel senso, lui a un certo punto mi ha detto: sì, però fatti calma, Naz, non è che
ogni volta che vai ad ti piace un appartamento oddio scusate, paghi la caparra, insomma. Questo per come dicevo prima, io non vedevo l'ora, perciò io quel primo appartamento che avevamo visto, che piacque anche a Luca, io pagai subito la caparra, però sbagliai perché era un piano che le finestre ovviamente vanno subito sulla strada, non era un piano insomma, ci fanno anche la pipì i cani quando si camminano, quindi sbagliai io. E la cosa non piacque molto a Luca, perciò noi parlavamo di appartamenti lì, perché ne ho visti, guardi, sia con Clementina che con Luca, almeno 5. E che appartamento dovevate vedere quel giorno, del 18? Era un appartamento che stava vicino alla Caffarella, era un piano, sì, un piano terra, mentre si entrava, guardi, so che stava vicino alla Caffarella, non mi ricordo il numero, forse via della Caffarelletta addirittura, non mi ricordo. Ma anche le leggo prima, ora i messaggi che le ho letto ora vanno dalle 17.04 alle 17.05, un'ora prima, sempre Luca, quindi alle 16.02, le scrive: amo, se fai cose strane mi arrabbio. A cosa si riferiva? Ma io credo sempre perché io ho già pagato di tasca mia la caparra. Io credo si riferisse a al momento non mi ricordo proprio precisamente, però noi in quei giorni cercavamo appartamenti e ne guardavamo diversi, per cui io credo che si riferisse a quello, alla le ricerca leggo diversa. Tutto, perché è giusto che io le rilegga tutto. Allora, la chat di quel giorno tra voi due, almeno quella stampata che ho qui davanti, comincia alle 16.02. Abbiamo prima una chiamata persa da parte di Luca, dove lei non risponde, c'è scritto Mr. Call. Poi Luca le scrive: amo, quindi 2 messaggi, le manda a distanza 16.02 e 16.02, quindi glieli scrive subito, in sequenza, ecco, grazie, non mi veniva il termine. Poi: se fai cose strane mi arrabbio. Poi lei manda un audio, quindi risponde con un vocale, glielo rileggo perché magari non lo ricorda, quindi risponde subito, sempre delle 16.02, e lei dice: con Cleme, Fede e Cri stiamo andando ad accompagnare Cri e poi vado alla casa vacanze. Mi hanno già chiamato, tanto loro stanno lì in 5 minuti, io in 10, perciò scialla. Quindi poi Luca le risponde: te lo dico, ok, mi riferivo ad altro. Comunque ok, le risponde ok, e poi Luca alle 16.41, quindi riprende la chat: amo, novità? Le chiede, e quindi questi sono 16.41, quello in cui le chiede novità, e poi alle 17.04 le scrive quello che le ho letto prima: amo, ti attieni ai piani? No, guardi, io sempre, perché a parte per andare a casa vacanze con la macchina, ci metto nel senso, a prendere i soldi, non è che devo fare un arrivo a cose strane, credo, nel senso di ci avrei messo poco. Se poi avevo un appuntamento per qualche casa con Clementina, guardi, non mi ricordo precisamente se quel giorno lì avevo appuntamento per la casa, però le posso assicurare che il 17 io pagai la caparra. Un giorno vicino al 17 ne vidi un'altra, e di sicuro, quelle proprio precise le posso dire sicuro, il 24 ottobre avevo appuntamento per un altro appartamento ancora. Noi lì allora lui si è arrabbiato innanzitutto che io diedi la caparra di tasca mia e non chiesi che partecipassero anche Clementina, perché i soldi miei, insomma, sono soldi di Luca, non è che partecipassero anche loro. E poi pensò, ogni volta vado in una casa, lui era anche un po' attirato dalla situazione, non era convinto al 100% che sì, andiamo, voleva, però per quella situazione che le ho detto prima era un po' leggermente frenato da casa, diciamo. Quindi quando Luca dice mi riferivo ad altro, era comunque la caparra? Sì, perché noi parliamo, non la caparra precisamente, ma non fare causa del tipo non pagare un'altra, come si chiama, un'altra agenzia immobiliare con un'altra caparra magari, non fermare. Perché lei avrebbe dovuto pagare un'altra agenzia immobiliare se aveva già fermato la casa? Perché, come l'ho detto, era un piano brutto, era un... vi eravate pentiti dell'appartamento? Io sì, perché ne ho visto un altro con 100 euro di più, ancora più vicino alle nostre case,
10 volte più bello, più grande, con la terrazza, il primo piano, cioè bellissimo proprio. Perciò mi pentii di aver dato la caparra per quell'appartamento lì. Io sì. Quindi mentre il PM vede, lei rischiava di perdere la prima caparra perché l'appartamento Io non non andava poi sapevo, bene. io speravo di no, nel senso l'agente immobiliare sembrava molto gentile. Beh, Cioè, una cosa è essere gentile, lo una so, cosa nel senso, io sognazzata. speravo di no, nel senso magari se poi avessi detto guarda il mio fidanzato non piace più, perché visto che la prima volta lo guardavo... Per legge avrebbe perso la caparra se avessero dato questo la io sinceramente disponibilità. non lo sapevo. Lo Cioè, sapeva? No, non lo so, cioè, credevo che magari avrebbe potuto cambiare, cioè non lo so, ho pensato. Comunque io mi ero pentita di quella casa perché non era... c'erano anche noi riuscimmo anche a Ma scendere... poi scusa, era andata da sola a vederla o con No, Clementina? c'era sempre con me o Clementina o Luca. No, da sola non ci E sono con mai chi era andata. andata a vederla? In questo Quale? caso? Quale? Questa per la quale aveva... Questa con Luca, questa la vide anche Luca. Questa era andata con Luca e a Luca piaceva? Sì, a Luca piaceva perché era spaziosa, perché non doveva fare le scale per salire. Però nei messaggi che intercorrono dopo Luca non dice niente, abbiamo fermato quella, ci piaceva ieri, oggi non ti piace più. No, perché io sinceramente non è che gli dissi che non mi piaceva, cioè questa era una cosa mia. No. Io nel frattempo guardavo... Lei può altre dichiarare case. quello che vuole, gliel'ho detto prima, ai fini della sua credibilità, insomma. Cioè già è strano, non ti attiene ai piani con riferimento alla... Ma sì, perché io, a una allora, io città, come ho una detto prima, locazione. io non vedevo l'ora che andassimo a vivere in qualche casa. Ah, Però avendo visto... ho capito la sua versione, era solo per capire, cioè per dirle è sicura, insomma, perché Sì, poi... che questo riferisse questa è la all'appartamento sì, perché ricostruzione che va bene. cioè, le ho detto, intorno al 17, oltre alla caparra ne avevo già vista un'altra, cioè nel senso cioè io non ero convinta di quella per cui avevamo fermato la caparra, perché era un piano brutto, era un po', c'erano da fare un po' di lavori, per quello scendemmo anche di prezzo perché stava a 1000, noi scendemmo a 900, invece a 1000 ne trovavamo un'altra stupenda, molto più grande, molto più bella e quindi io... Vabbè. Ora io sto andando Prego, avanti prego. anche per Ho poter bloccato avere... un attimo la No, ha testa fatto per- benissimo prego, Presidente perché mi ha dato tempo di cercare. Ora, sempre tornando alle chat WhatsApp che sono state acquisite agli atti, sto parlando di una chat che lei ha con la sua amica Claudia. Sì. Quindi ho detto amica, non lo so. Sì, è la in che mamma del rapporti- bambino di cui mi prendevo cura, sì. Quindi che tipo di rapporto avete? Cioè, Confidenziale? adesso è una delle uniche persone che mi è stata accanto in tutto questo tempo. Allora, in particolare, lo dico per l'avvocato, non so se ha la copia dell'annotazione, è pagina 48 di 68, questo vale ovviamente per gli avvocati. Comunque, Ma la allora, data? Leggo, sì, è la data del 26 novembre 2019, quindi è passato già Sì. un mese dai fatti, più di un mese dai fatti. E a un certo punto, non so se la ricorda o le devo leggere No, anche non me lo ricordo. il ricapitolo per andare direttamente al dunque. A un certo punto Claudia le parla del suo rapporto con Princi, cioè le chiede ad esempio ma tu lo senti? Certo che no, ora io già su questo ci ha risposto, però per capire che state parlando di Giovanni Princi. Anzitutto se conferma che quando Claudia le chiedeva si riferiva a lui, lei le leggo la battuta, ma tu lo senti a questo? E lei risponde certo che no. E Claudia le risponde, ma non eravate amici te e lui visto che era amico di Luca? Sì, credo sì, Giovanni per forza Princi, sì. A un certo punto, voi parlate, leggo direttamente il punto della chat perché sono 2 pagine di scambio di messaggi in cui parlate di Giovanni Princi. A un certo punto c'è Claudia che le chiede, comunque Ana, le chiavi della macchina come cazzo ha fatto a prendertele? E lei risponde, cioè ancora Claudia dice, questo non mi spiego. E lei risponde. Questo lo dice Claudia o lo dico io? Sì, Mi ricordo. no, glielo rileggo. Ok. Claudia scrive che erano in 2 righe diverse. Comunque Ana, le chiavi della macchina, come cazzo ha fatto a prendertele? Questo non mi spiego. E questa è Claudia. Sì. Lei risponde, non lo so, non me lo ricordo proprio. La mia macchina la prendeva il fratello di Luca e una volta gliel'ho prestata perché i genitori non gliela davano a quello. Ma no, Federico.
A Questo Princi io- non gliela davano. Sì, Sì, cioè, ora finisco di leggere tutto Ok, e poi sì. le ci spiega. Sì. E Claudia dice, ha creato una cosa più grande di lui. E lei risponde, sì, ma non la passerà liscia, neanche un poco. Io termino qua perché mi interessava appunto, di nuovo, io come ha notato ho chiesto più volte di queste chiavi, la sua amica le chiede dove sono le chiavi, le ha detto è una delle persone che le è stata più vicino, Sì. e le risponde, No, non lo so, non me lo perché le ho ricordo detto le proprio. chiavi? Perché non gli ho detto, glielo ho date io le chiavi? Guarda, in quel momento, a parte che ero un po' confusa, cioè nel senso con tutte le notizie che uscivano in TV, nei giornali, ovunque, a un certo punto a me mi hanno fatto diventare colpevole di quello che era successo insieme a Princi. Quindi dire, non mi senti, cioè questa persona sì mi è stata accanto, cioè come nessuno veramente in questo periodo, però io mi sentivo anche un po', oddio, mi sono fidata di questa persona, gli ho dato le chiavi, adesso posso andare a dire alla mamma di questo bambino che ho dato le chiavi a questa persona che ha creato questo, cioè certe cose io per paura che magari mi scansassero quelle poche persone che mi erano rimaste, veramente poche, mi erano rimaste accanto, ho evitato di dire il tutto, diciamo, cioè ho omesso qualche cosa. Ecco, io continuo a leggere sempre la chat, sto andando in sequenza, leggo tutto così non ci sono buchi, quindi dovrà soffrire per l'eternità. E poi Claudia le scrive, l'hai prestata a chi? E lei risponde, a Princi. Qualche giorno prima che succedesse, mi pare. Sì. Poi Claudia, tacci. Lei risponde, quella di Luca l'aveva la madre e me l'hanno chiesto a me. Claudia, qui immagino faccia delle faccine perché ho dei quadratini, quindi... E poi lei risponde, vabbè dai, non mi ci far pensare. Samu come sta? E Claudia dice, ah, lo zaino, avevi le chiavi nello zaino forse? Bene, ma la notte vuole sempre venire nel lettone, immagino riferito a Samu, e lei risponde, può darsi, non me lo ricordo. No, io ho sempre riferito a cioè al fatto che io volevo evitare di dire che io personalmente ho dato le chiavi a Princi e cioè un po' cercavo di divagare, un po', ripeto, c'è stato un periodo talmente complicato, soprattutto i primi mesi, che io a un certo punto non riuscivo a capire chi potevo fidarmi, chi no, chi sì, che cosa dovevo fare, come dovevo andare avanti, insomma è stato, Ecco, ma pesante. quello che io non capisco, perché era così importante nascondere che lei aveva dato le chiavi a Giovanni Princi? Perché le sto dicendo, a un certo punto è uscito fuori, cioè, sui giornali, cioè, ovunque, che io ero l'amante di Princi, che facevo le cose con Princi alle spalle di Princi. E quello se lo può tranquillizzare, io lo dico perché rimanga a verbale, non c'è un solo messaggio in cui risulta che lei era l'amante di Giovanni Princi, così mettiamo a tacere anche il gossip. Grazie, no, ma io lo dico per lei. Neanche interessa al processo. No, L'abbiamo no, lungamente investigato questo tema però, no? Guardi, non... Insomma, questo Io è un ho tema, letto le chat questo è un tema che noi abbiamo lungamente investigato, ora lei, chiaramente io la ringrazio di questo, finalmente dopo un paio d'anni si è levata una voce di verità, ma è stata oggetto di approfondimento investigativo questa tematica. No, come no, lei si perché le dovevo leggere certo, tutte quelle ma frasi, Il processo non è mai emerso. oddio Presidente, che non sia emerso, Presidente, che non sia emerso è un dato, che non sia stato oggetto di investigazione di specifiche domande, mi consenta, non è vero, perché questo tema lo abbiamo approfondito, abbiamo parlato di sguardi. Andiamo avanti. La madre ha parlato di sguardi. Presidente, io quando faccio riferimento alle questioni, quando dico che sono stati investigati i temi, faccio riferimento alle parti processuali tecniche, mai alle persone. Vabbè. Comunque, io mi sentivo anche un po' stupida nel dire sì, io ho dato, cercavo un po' di tenermi le cose per me, un po' le dicevo, però, guarda, non lo so, poi avevo paura che ogni cosa che c'era nel mio telefono veniva contorta, ricambiata, cioè è stato veramente, cioè, oltre al fatto del lutto che dovevo subire, che non mi hanno fatto vivere, ho dovuto anche combattere contro persone che mi accusavano di essere l'assassina,
contro persone che mi hanno detto di essere io, Vabbè, però prendiamo cioè nel senso, tematiche. vabbè, io Le domande sono queste. Mi sarei oggi faremo notte. Alle 13:17 c'è un tuo controesame e l'altro. Io termino qua il mio esame, ti servo eventuali domande e poi se In ce ne relazione sarà. a quello che diciamo. voleva dire di Mugnoz, quello che risultava eccetera, inizialmente sarà riservata di chiedere chiarimenti. Vabbè, io la domanda l'avevo fatta, a me c'era una difformità fra Munoz che diceva di essere arrivato e aver trovato da solo Luca e lei che diceva, io gliel'ho Che chiesto, erano- si è mai allontanata Va da bene, Luca, va bene. quindi io quel tema l'ho È già sufficiente esplorato. quello, va bene. Allora, le parti civili hanno domande? Prego, avvocato Salice. L'avvocato Salice per la parte civile. Signora Glennick, buongiorno. buongiorno. Senta, ora io le rileggo una chat con Luca Sacchi, già il PM gliela sottoposta all'inizio dell'esame. Io però vorrei da lei una sua interpretazione. Questo è un messaggio che scrive Luca. Ovviamente se Luca fosse vivo ti chiederemmo a lui cosa voleva dire. certamente. Siccome lei era il destinatario, lo chiedo a lei. Allora, il messaggio in questione era questo. Io leggo la frase e poi le faccio una domanda. Lui è uno spacciatore di medio livello e la polizia è il problema minore. Per lui noi siamo super puliti e non capisco perché vuoi andarci a vivere. Questa è la frase. Quando Luca dice per lui noi siamo super puliti, secondo lei ovviamente, Luca cosa intendeva dire per questa frase per lui noi siamo super puliti? Quello che mi ricordo io è proprio al nostro essere più puliti, più precisi, più ordinati, più tutto. Ah, quindi lei mi Credo sta di dice- sì, credo quindi di lei sì. mi sta dicendo che questa frase Perché io spesso e volentieri litigavo con Princi quando soprattutto eravamo in Abruzzo, cioè discutevamo, insomma, battibecchi, perché lui lasciava le cose in giro, insomma, addirittura un giorno aveva intasato il Sì, water, ho quindi capito. era un problema. Cioè per me era un problema. Premesso che lei, ovviamente, ognuno è libero di dare una interpretazione, però lei mi sta dicendo che lei questa frase, noi siamo super puliti, inserita subito dopo la frase, è uno spacciatore di medio livello e la polizia è il problema minore, per lui noi siamo super puliti, per lei super puliti si stava... Oddio, da quello che mi ricordo adesso, un mi secondo, ricordo termino e questo. lei risponde. Per lei quindi in questo contesto, in questa frase, il super puliti si riferiva Da a quello, che mi usanze ricordo, domestiche. da quello che mi ricordo sì. No, no, che si ricorda, questa frase è questa. Guardi, Quindi lei non ha mai da quello che pensato, ricordo è questo. ora che io l'ho riletta, è possibile che, secondo la sua idea, Probabile. che Luca Sacchi si stesse riferendo, lui è uno spacciatore, per lui noi siamo super, cioè nel senso, lui spaccia, lui sa che noi invece queste cose non le facciamo. Può darsi anche, anche perché è la verità. Poi lui è uno spacciatore di medio livello e la polizia è il problema minore. Lei sapeva lei sa che questa cosa è vera? Cosa? Che Luca dice, Luca non le fa a lei una domanda, secondo te il Princi spaccia, Sì. dà un'affermazione. Lui è uno spacciatore di medio livello e la polizia è il problema minore. Lei nella frase poi non contesta, lei non dice mai ma che stai dicendo? No, certo, La data. l'ho detto Quindi anche lei prima era del ministero. sì, lascia L'ho già stare detto. noi quello che Chiedo scusa, perdonami, lasci stare nel senso la posso io riporre la domanda? No, sì, nel senso che però il tema io questo lo ripropongo come questione di metodo, Presidente. Allora, ritornare esattamente sui medesimi temi, io per carità di Dio non voglio complicare nessuno, ma ritornare esattamente sui medesimi temi, questo stava già investigato. Sia l'esame che in controesame. Sia l'esame che in Sì, controesame. però insomma, quindi ripeto, c'è un continuo... Avvocato, la cross examination è anche Sì, ma tornare sullo stesso sì, Ma argomento lei per questo verificare la principio non serve mai sensibilità. il controesame. No, ma non No, è no. questo. Presidente, posso? Sì.
perché il tema di fondo non è esattamente non è in questi termini, perché non è vero, perché non sta scritto da nessuna parte, non è previsto da nessuna, come dire, canone interpretativo né giurisprudenziale né dottrinario che il controesame, visto che ci si avventura, non esiste il concetto di controesame come pedissequa ripetizione della medesima domanda. No, ma può essere... È il tema sul quale si può tornare, ma la pedissequa ripetizione della stessa domanda è universalmente riconosciuto nel nostro sistema penale come un tema, una cosa che non si può fare. Ripropone la stessa domanda. Allora secondo me la risposta che è data dall'imputata a me non soddisfa, perché la Corte ritiene che ai fini dell'attendibilità... Il tema che non la soddisfi è un tema che è più che legittimo e quindi a rifare la domanda e poi allora l'accento su una questione che magari il PM ma sul tema senz'altro, ma tu la collega, se lei pone il problema in termini di deficit di soddisfazione rispetto alla domanda e alla risposta, a maggior ragione, quello è proprio fisiologicamente tema della discussione. Proprio veda, partendo dal presupposto che lui muove, ma non è che, Presidente, ma non è che se la risposta non ci ha soddisfatto speriamo che cambi, perché questo è l'antitesi della grossa No, non è in quest'ottica, avvocato. No, che non mi piace ciò che ha detto prima, voglio cambiare. Non è in quest'ottica. Diciamo, lei può procedere. Io interpreto, faccio una questione ermeneutica, non mi soddisfa la risposta, altro non significa che ne voglio un'altra. No, Vabbè, mi esprimo malissimo, mi scuso. No, non sempre. In questo caso specifico evidentemente spesso e volentieri. Va bene, allora Se possiamo posso continuare, procedere. grazie. Ha spiegato in che termini. Quindi Luca Sacchi dice, che poi quando uno viene comunque, le dice lui è uno spicciatore di primo livello, gliela pone come un'affermazione e lei comunque non dice mai backstage, quindi per lei è vero, diciamo. Lei come ha mai appreso che il Princi fosse uno spacciatore di medio... Me lo disse Luca, quando rincontrò Princi in primavera. E cosa le disse Luca? Ma io veramente sapevo, come ho già detto prima, che Princi, anche lui faceva arti marziali, aveva insegnato ai bambini, aveva lavorato per qualche azienda che vendeva creme, insomma faceva da promoter, insomma sembrava uno che si dava da fare. Quando lo rincontrò, che era nel 2019 già, e io gli chiesi cosa faceva, insomma, e mi disse no, guarda, si sta laureando, sta studiando, e poi, nel senso perché il Princi, per noi, vista la situazione che aveva a casa, i genitori, perché poi avevano anche in Calabria, forse mi sto sbagliando, non lo so, comunque fuori Roma coltivavano degli ulivi e rivendevano l'olio, guadagnavano anche così. Per noi Princi non aveva bisogno di lavorare, cioè nel senso lui poteva lavorare se voleva, però nel frattempo si stava laureando, tant'è che si laureò ad agosto, quello che so io ad agosto ce lo disse. Sì, ma mi scusi, ma non mi sembra che abbia risposto alla mia meglio livello. Sì, perché potrebbe in ordine a questa attività di... Lui praticamente che fumava praticamente quasi ogni sera quando ci vedevamo, quindi io sapevo per certo che la comprasse per uso personale, poi Luca mi aggiunse che ogni tanto per rientrarci dei soldi, per fare la vendeva a qualche amico, ma ripeto, mai avrei pensato a questi livelli. Lei fumava anche in alcune occasioni? Io? Sì. Ho fatto qualche tiro, sì. Senta, invece questa frase, e poi vado avanti, e la polizia è il problema... No, guardi, questa sinceramente non l'ho capita. Neanche lei? No, non l'ho capita. Non la capisco. Bene. Senta, poi andando avanti sempre nella stessa... Non è un'interruzione, è il problema minore per lui, scrive sotto. Non lo so. Scrive, come puoi vedere, lui è uno spacciatore di schiedo livello e la polizia è il problema minore, successivo messaggio sempre di Luca, per lui. Noi siamo puliti. Vabbè, certo, per lui. Certo, va bene. Sì, si capiva che riferimento era prima. Il problema era per te, certo. Va bene, possiamo procedere. Poi sempre nello stesso messaggio, quindi lui dice, per lui noi siamo super puliti e non capisco perché te vuoi andarci a vivere, tipo 2 mesi fa eri diversa, ora mi sembri matta. Io non ho è lo stesso argomento di prima comunque, è sempre lo stesso argomento. Io posso... No, lo ripeto. Allora. Quindi Luca Sacchi, per quale motivo le stava dicendo che lei
due mesi fa era diverso, Perché ad agosto lui mi chiese per telefono di andare a convivere insieme, poi che lui fosse frenato alla famiglia è un altro conto, quindi era un po' un tira e molla, però le ho letto prima il messaggio il 5 ottobre e lui non vede l'ora di andare a vivere con me nella nostra casetta e nella nostra cameretta. Il 6 marzo preferisci, dove lei cambia? Perché lei cambia? Io non cambio, è lui che cambia, questo è il problema, io non cambio, io ho sempre la stessa idea, voglio andare a vivere fuori casa dei genitori con lui. Va bene. Questo è il discorso. Senta, c'è le motivazioni che spingevano lei a voler andare a vivere con Luca Sacchi. Le ha detto era la persona di cui io ero e sono comunque innamorato, quindi posso capire che c'è una voglia di andare a vivere, perfetto. Le motivazioni di questa sua voglia di andare a vivere con Luca erano solo queste o ve ne erano anche altre? Cioè nel senso Di andare a vivere con Luca Sacchi, se aveva ulteriori motivi? Sì. Era solo perché lei voleva stare a vivere con il suo ragazzo e quindi o aveva anche altri motivi? Già, però ha già risposto, avvocato. Sì, nel senso, era il prossimo passo per creare il nostro, io posso dire, da ragazza io volevo una famiglia con lui, cioè io volevo vivere con lui, non vedevo nessun altro accanto a me, proprio io pensavo... Ha già risposto, avvocato. Va bene. Senta, ora facciamo subito un balzo alla sera. Quale sera? Alla sera purtroppo di quello che è accaduto. Lei prima, su domanda del pubblico ministero, quando lei ha raccontato, fermatemi se sbaglio, però non me lo sono scritto appunto per essere preciso, quando lei ha raccontato il momento in cui Princi si è avvicinato a lei, gli ha detto se poteva mettere una busta nello zaino, poteva fare una cosa con le moto, un piccolo impicetto, gli ha detto. Lei ha detto, sì va bene, ho acconsentito, lei ha detto, perché mi è sembrata una cosa talmente irrilevante e dentro di me ho detto, ma che problema c'è? Sì. Conferma, giusto? L'ho detto adesso. Sì. Dopodiché lei alle 5 di mattina, cioè quindi dopo 6 ore prende questa cosa, dopo che succede quello che succede, lei alla denuncia che lei ha fatto ai carabinieri oggi ha ammesso che qualche cosa, tipo il fatto che è andata a piedi, il fatto che le chiavi non c'erano entrate, tutte cose che abbiamo lei ha fatto detto che ha mentito. Sì. Ha mentito. Lei ha detto ha mentito, lei ha detto anche il motivo per cui ha mentito. Dovevo salvaguardare Luca e lei, cioè io e Luca. La domanda mia è questa, fonda da queste due premesse e le faccio la domanda. Se lei dice che quando Princi si avvicina per darle questo sacchetto, lei pensa, è una cosa talmente irrilevante, che problema c'è? Perché poi la mattina mente alla polizia perché doveva salvare Luca? Salvare Luca da cosa? Se questa per lei era una cosa irrilevante? Allora, irrilevante perché era, cioè la serata tutta prima dell'accaduto per me era una serata come tante altre, per cui leggergli quella busta lì del pane, a me non cambiava nulla, anche perché ci aveva detto di lì a poco poi ci vedevamo, mangiavamo, cioè per me era stata una cosa totalmente senza motivo. Allora, io non dico ai carabinieri perché sono andata in macchina e c'era la busta per paura che quella situazione grave lì, che non avevo ben compreso ancora cosa fosse, mettesse in mezzo me e Luca, punto. Perché proprio Princi è amico di Luca, Princi è il migliore amico di Luca e l'appuntamento non l'ho preso io con Princi, quindi io soprattutto volevo salvare Luca. Sì, avvocato. Scusi avvocato, per non ripetere poi, ci mancherebbe. posso... Sì, ci mancherebbe. Volevo su questo punto però, non ho capito bene, lei ha spiegato le ragioni, quindi lei alle 5 del mattino, quando va a fare la denuncia, aveva già collegato, no mi faccia finire di parlare, aveva già collegato che tutto quello che era accaduto dipendeva da quella circostanza irrilevante relativa allo zaino? Sì, secondo me sì, cioè ho capito perché proprio quella sera non era mai successo prima, cioè nulla, non siamo mai stati mischiati in mezzo a nulla con Luca. Ma lei non aveva più nulla nello zaino però? Lo so, cioè non ho capito la domanda. No, mi viene logica perché lei è insieme in un contesto ad altre persone, quindi se qualcosa fosse stata collegata sullo zaino da quelle stesse persone sarebbe arrivata, perché voi eravate
appartati, eravate per conto vostro, non eravate Sì. nel pub al certo, bancone, certo, no? sì. Lei ha detto che lei non aveva più nulla nello No, zaino. no, non c'era più nulla. E quindi quale sarebbe stato il motivo di Ma aggredirla? perché io ho pensato, per come mi avesse detto Princi, mi disse dammi le chiavi che poi poggio, cioè io ho collegato, diciamo, ho No, messo sto parlando dello zaino. allora non ho Non sto capito, parlando non ho della- capito la domanda, sinceramente, non l'ho capita. Cioè nel senso non... Gliela rifaccio Sì. perché io le ho chiesto, lei parla di una circostanza irrilevante. Sì, Alle 5 del mattino, quindi siamo ancora proprio, questa circostanza irrilevante diventa così rilevante che lei la tace perché lei mi dice io ho già fatto un collegamento con quello che è accaduto, mi faccia finire. No? E lei mi ha risposto sì, perché ho pensato che quello zaino, che quel movimento, la busta del pane, io le ho richiesto, lei, questa cosa che le viene in mente è una cosa che avviene riservatamente comunque, a prescindere da come lei ce l'ha raccontata, da come è andata, diciamo però tra poche persone, sì, perché siete appartati, sì, siete in un certo punto rispetto al pub, non ci sono altre persone, ok? Certo. Quindi questo di cui lei parla sarebbe stato opera, doveva provenire evidentemente dagli stessi soggetti, no? quello che è successo, certo. Sì, perché chi è che poteva certo. pensare che lei nello... Certo. Ma se lei nello zaino non c'aveva più nulla, perché aveva già consegnato, perché doveva avere timore? Perché dovevo? Avere timore, se lei si era spogliata... No, non avevo timore di quelle persone. Cioè non timore, mi sono spiegata male io, perché doveva fare questo collegamento? Perché Se ho fin tanto collegato? che io mantengo qualcosa che non ho magari manco guardato, perché l'ho data all'amico, perché non penso cosa possa essere, però io ce l'ho avuta fino alla fine, poi questo amico mi ha chiesto di riporre le macchine, cioè allora ha un senso logico quello che lei dice, ma come lei ce la racconta, non so se mi spiego, no, io non riesco logicamente a capire questa grande preoccupazione per questo dettaglio alle 5 del mattino, quando lei è ancora nella fase in cui vuole andare sotto da Princi e lo vuole prendere di faccia lì perché è morto Luca. No, ma Quindi lì in una... ancora voglio andare da Luca in ospedale. Vabbè, Luca è in ospedale, siamo ancora però nella fase in cui lei è sotto shock e Luca è stato attinto mortalmente, Sì. no? Io non so, no, questo aspetta, voglio- io lì non so, io lì sono convinta che Luca ce l'avrebbe fatta. Ho capito, ma l'aveva capito che l'aveva colpito alla testa un colpo d'arma da fuoco o ancora pensava che era un petardo? Guardi, io non io sto cercando... non entrava il fatto che Luca non ce la potesse fare, a me me l'aveva Non, anche confermato il non è carabiniere, questa la mia domanda, io le sto dicendo, lei quando va a fare la denuncia alle 5 del mattino, quando è ancora sotto shock, no? Sì, penso di sì. Quindi lei è sotto shock. È sicura che Luca non è stato colpito da un petardo, però no? Ce l'ha capito che, Sì, sapevo che sì, perché tutta c'era stato uno quell'assistenza sparo, certo. terribile Sì, per sì, lei sì. che ha fatto, no? Sì. Perché il suo ragazzo, la persona Certo. con cui vuole condividere la sua vita, comunque sta lottando che l'abbiano accettato o no, Sì. perché è in ospedale e ci sono degli interventi seri. Però lei si ricorda, sotto shock, di questa cosa, io meglio che non la dico, ma poi la ragiono dopo. Ma perché io... Quando ancora, e mi faccia completare il passaggio, è in una fase, non in quel momento, no? E però in quella fase in cui è stato colpito, ha fatto un collegamento, quindi certamente è arrabbiata con Princi, no? Sì, sì. No? nel Ancora senso- è nella fase in cui più avanti, ma poco, andrà da Princi, cercherà, lei dice, di prenderlo di petto, Sì. perché lui mi doveva guardare in faccia e mi doveva dire. E allora, in tutto questo, le sembra un dettaglio che si spiega che lei tace sullo zaino? Ma
sì, perché appunto lo zaino, borsa e la busta del pane era collegata alla mia macchina. Nel senso, se io avessi detto, no, come la pensavo io lì in quel momento, che c'è stata questa busta che ci ha dato Princi, siamo andati lì in macchina e forse probabilmente lui ha messo la busta lì, poi magari ho pensato, perché, che ne so, di chi è amico questo? Perché stavate lì, cioè ho pensato a un certo punto ci mettevano in mezzo a una cosa che non era nostra, che non era organizzata da noi, cioè dove non c'entravamo nulla. E per questo che io ho evitato solo quel particolare, diciamo. Quindi temeva per sé e per Luca. Certo, certo. Benissimo. Le voglio aggiungere un'altra cosa però, perché non è una... non è neanche una domanda, però gliela voglio porgere perché lei ci ha ricostruito, ha fatto anche un grande sforzo. Luca era gravissimo. Chi poteva aiutarla a capire cosa era accaduto in quel momento? Non so se mi spiego quello che voglio dire. Sul momento proprio quando... Cioè, chi poteva aiutarla a capire cosa poteva essere accaduto quando lei sta perdendo la persona che ritiene il futuro compagno della sua vita? Non è neanche una domanda, guardi, è proprio perché lei ci ha, cerchi di capirmi, lei ci ha raccontato questi momenti terribili e ha tante volte ribadito che questo è l'uomo con cui lei aveva scelto di condividere la sua vita. No? Certo, sì. E allora, in quel momento terribile in cui è successo un evento terribile, chi è che poteva aiutarla a capire come poteva essere che qualcuno l'ha uccisa questa persona? No, allora per me... Chi l'aiutava? L'aveva aiutata Princi? Chi la doveva aiutare a capirlo se non le forze dell'ordine? Perché? Cioè lei la prima cosa che pensa è a tutelarsi? No, io la prima cosa che penso è stare con Luca e pregare per Luca, era l'unica cosa che pensavo lì. Cioè io non è che sono andata lì, adesso mi tutelo, mi copro le spalle. Cioè io, se fosse stato per me neanche avrei parlato con nessuno, io volevo stare in camera con Luca, tenergli la mano e lei stava a fare una denuncia. Quando una persona va a fare una denuncia... No, non sono andata io volontariamente, mi hanno portato. Se l'ha portata, che vuol dire? Che vuol dire? È andata a fare una denuncia, è andata a raccontare dei fatti e in quel momento ha omesso una serie di cose. La mia domanda non era l'omissione, non mi importa quella. Mi importa che lei sta accuratamente e con una grande comprensione di tutti, raccontando un evento terribile della sua vita, terribile ma anche terribile per come è avvenuto, però alle 5 del mattino mi ha dato la risposta. Io non era una domanda, guardi, era un invito a una riflessione e a una, come dire, a un momento importante che è questo, no, lo prenda così, ecco, quello che le posso... sì, non è una domanda, è un momento di riflessione. L'unica cosa che diciamo, lei mi ha risposto, è inutile che mi risponda, ha capito, la risposta l'ha detta, l'ha ribadita. Però rifletta su questo quando le vengono fatte le domande, no, perché... Così, posso dire così, sembra quasi che lei mi stia, tra virgolette, non dico rimproverando, però facendo capire che io ho sbagliato in quel momento a non dire della busta e della macchina. No, guardi, lei non mi dica quello che io intendo, lei no, è qui imputata, io. Lei è imputata in un processo penale per un fatto di omicidio, di droga. Lei è imputata per la droga. È un'imputata per la, sì, è imputata per la droga, voglio dire, la vicenda è quella relativa all'omicidio, è imputata per un fatto specifico. Lei come imputato può valersi della facoltà di non rispondere, può rispondere e può mentire. Quindi ci può raccontare come è giusto secondo il nostro dia, quindi compito di tutte le parti, ognuno per la sua parte delle parti, è cercare di capire quanto lei ci stia raccontando di vero. E questo è anche il compito del giudice. Punto. Quindi io non faccio retroscena perché lei ha chiarito tante cose oggi. È solo una riflessione a seguire quello che sta facendo forse. No, non avevo compreso io. Ha capito quello che... Però io invece, se può, se il consenso delle parti, e se me lo consente soprattutto il patrono di parte civile perché sta facendo le cose. Quindi se però su questo può allora ritornare, visto che abbiamo detto che si può ritornare, su quell'episodio
Cioè sul contorno. Ok. Andiamo avanti l'esame dell'avvocato Salvi, Dopo puoi tornare dove e quando vuoi. Avvocato, può procedere lei dopo, abbiamo già interrotto, insomma non vorrei... Sì, ho Al capito. giudice do il passo, poi le parti danno ognuno il suo ordine. Comunque stavo dicendo, io per ricollegarmi appunto a questa, perché è un tema che io volevo introdurre, già è stato brillantemente introdotto, io tento di andarlo a finire. Lei quando ha avuto, lei dice inizialmente, dopo questo sparo pensavo fosse un petardo. Lei quando è che poi c'era fatto quella scena che non voglio che lei ripercorre perché io sia chiaro, al suo dolore per la morte di Luca io credo ciecamente che questo non sia messo in dubbio da nessuno. Lei ha detto che vede anche la mano con la sporca di sangue. Quindi lei quando è che ha la contezza che Luca Sacchi, cioè il suo Luca, era stato sparato in testa? Che è stato? Che era stato sparato in testa, quando è che ce l'ha? Quando gli ho messo la mano sotto la testa, subito. quando ho Ok, visto perfetto. Ora, quindi lei dentro aveva questo sentimento, come è ovvio che sia, ovviamente, speriamo Dio che ce la possa fare. Certo, per me non c'erano... Perfetto, dopodiché lei ovviamente, se fosse per lei non sarebbe andata alle 5 dai carabinieri, Certo che no, sarebbe stata là, con Luca. perfetto, però comunque la conducono perché lei comunque deve andare per forza. Sì. Ora la mia domanda è questa, in quelle ore, quindi alle 5 di mattina, lei è lì, quindi comunque deve rispondere alle domande che le pongo. Oltre questo sentimento di speriamo che Luca sopravviva, maturava dentro di sé anche un altro sentimento, magari di minore importanza, però se lo maturava. Speriamo che chi ha fatto questo venga arrestato e lavato. No, guardi, io volevo sapere chi è stato che lo vado a prendere io, questo ho pensato io, non altro. Quindi lei non voleva che chi aveva sparato... Guardi, mi scusi un attimo, io faccio domande. fare la domanda e poi Lei no. rispondi. Quindi lei non desiderava che chi aveva sparato alla testa il suo ragazzo fosse arrestato e assicurato alla giustizia. Questo non era un suo pensiero, obiettivo. Posso dire il mio pensiero personale? La prima cosa che ho pensato è che volevo che capitassero nelle mie mani, poi dei carabinieri, perché mi hanno ucciso la persona che più ho amato su questa terra. Volevo avercelo io tra le mani, non i carabinieri. Era questo il mio pensiero, sinceramente. Che Luca se la facesse e questo. Perfetto, quindi lei, cioè, e lei in che modo avrebbe sì, capito obiettivo. chi era? Cioè i suoi strumenti di indagine quali erano? Mi faccio capire. Dice, no, L'unico modo che avevo per collegarmi a loro era Princi, non avevo altro. Quindi lei alle 5 aveva questo dubbio che questo fatto era legato a Princi, giusto? Sì. Quindi quando lei, sempre nella sua denuncia a DR, cioè all'ultima domanda che è stata posta, lei risponde non ho sospetti su nessuno. Quindi lei no. Come non ne ha? Certo, lì appena fatto no. No, alle 5 di mattina lei dice certo. io so che c'è Princi che mi deve portare da... discorso, No, discorso. Mi scusi, qua non è lo stesso discorso. Io le sto dicendo, io gli ho fatto prima una domanda, lei voleva che questi soggetti che avevano sparato fossero arrestati? Lei mi ha detto, in realtà prima voleva andarli a trovare io e poi voleva che venivano arrestati. E io ho detto, ma lei che elementi aveva per andare a trovare? Da dove sarebbe partita la sua da caccia? Princi, certo, E lei dal porto, da Princi, da lì. Quindi questo cosa vuol dire? Che lei qualche sospetto già ce l'aveva su Princi e su quel giretto là di zaino che ora poi vediamo. Sì. Quindi quando il carabiniere le chiede, lei ha sospetti e lei risponde non ho sospetti su nessuno, lì ha detto una bugia. Se io avessi detto che io ho sospetti per Princi, avrei messo di mezzo anche Luca. A me non interessa Luca il aveva perché, appuntamento quindi lei con Princi quella sera lì. Cioè non so più come dirglielo. Io non ho detto di Princi, né della busta, né della macchina, perché avrei rimesso soprattutto in mezzo Luca. Soprattutto Luca, che è stata sempre la persona più importante della mia vita. Bene. Soprattutto Luca. E lei È chiaro questo? Ok, per perfetto. tutti. Quindi lei mi faccia capire. Passa la mattina dopo, Luca poi purtroppo verso mezzogiorno mi sembra arriva la tragica notizia, siamo nel pomeriggio del 24, lei sa, perché già era di dominio pubblico in tutti i giornali, che c'erano questi
2 killer, 1, 2 killer che erano a piede libero? No, Lei 25, non sapeva io mi ricordo il 25, no, perché sono stata fino alla sera in ospedale, tutta la sera. quindi tutto lei il giorno in 24 ospedale. sera non sapeva che ancora chi aveva sparato era libero? No, io l'ho saputo il giorno dopo, 25. Quindi lei il Che cosa 24... che era stato Che erano arrestato? stati fermati due persone. Tant'è che a casa di Luca mi ricordo che una delle cugine mi fece vedere una delle foto su Facebook di una di queste persone. Quindi lei il giorno dopo, Sì. 24 ore dopo, a lei non ne preoccupava il fatto chi è stato, se è stato arrestato, neanche le importava? Certo che mi importava, ma io avevo perso E lei Luca. sapeva che... Ma senta, allora, mi scusi, questo è un punto. Il 24 ottobre alle 12 lei ha la più brutta Certo. notizia, perfetto. La sera, Sì. quindi, la sera. Lei si chiede la sera del 24 chi mi ha rovinato la vita? Dov'è? Chi è? È stato preso, lo hanno arrestato. Questa domanda dentro di sé se l'è fatta o no? Chi è stato, perché non... La sera del 24 lei... beh, penso di... certo, ovvio, però è stato talmente un colpo, è stato talmente brutto che io non volevo nemmeno vivere, nel senso a me mi hanno tolto, mi hanno cancellato tutto. Ma appunto, le hanno Io cancellato non tutto. stavo tanto a pensare speriamo che questi vengano presi dai carabinieri, non stavo così, io stavo Luca non ce l'ho più, io qui Luca non ce l'ho più, stavo a pensare a questo più che altro, questo era proprio il 90% del mio cervello. Mi scusi, ma lei 5 minuti fa ha detto che il suo pensiero era che lei doveva andare a prenderli a casa. Appena è successo sì, quindi quindi la sera dopo invece non interpreta. Ma perché quella sera lì Luca era ancora vivo per me, Luca respirava, io continuavo a dire respira, amore, tranquillo, loro arrivano, certo. Vabbè, questa è la sua risposta, ne prendiamo atto. Senta, era la prima volta che lei ha detto di sì, però se me lo può riconfermare, che Princi faceva delle impicci con le moto, mi sembra che Davanti a noi sì. Quindi lei non ha mai saputo prima di quella sera una cosa del genere? Con noi no. La mia domanda che io le pongo è questa. Premesso che lei, tramite Luca, sapeva che Princi era solito venderla a qualche amico, comunque, di medio livello, premesso che lei non aveva mai sentito né per sue orecchie né per bocca di Luca che Princi fosse dedito a impicci con le moto, la domanda è questa: quando Princi le dà quello zainetto, le fa fare tutti quei giri, lo zaino, le chiavi, a lei non le viene mai in mente ma forse questi soldi servono per fare qualcosa con la droga? No. Non ha avuto mai il dubbio? No. A parte io non vado in giro con i soldi, io non... Io non vado in giro. La domanda è la premessa l'ha capita? La domanda è questa: atteso che lei non ha avuto mai conoscenza, non sapeva assolutamente mai che Princi facesse impicci con le moto, premesso che lei sapeva che invece Luca Franchi aveva detto che Princi a volte spacciava droga, Sì. nel momento in cui Princi le dà questa busta non so se lei sapeva che c'erano, insomma le dà questa busta, non so se lei sapeva che c'erano dei soldi, lei sapeva che c'erano dei soldi Sì. le dà una busta con i soldi, mettilo là, insomma lei lo mette a terra, poi se ne va, dammi le chiavi. Lei in questo arco temporale, con questi movimenti comunque strani, lei non si è mai posto nella testa il dubbio, ma forse questo siccome spaccia droga, magari mi sta coinvolgendo in uno spaccio di droga, lei non se l'è mai chiesto? No, perché perché c'era talmente tanta fiducia tra di noi, proprio tra noi quattro, che neanche ci ho pensato perché, me l'avrebbe detto, pensai a questo, ma non ho pensato proprio alla droga in quel momento, in quell'istante. Poi mi ha detto era un piccetto quella moto, io gli ho creduto, come ho sempre fatto fino a quel giorno, gli ho sempre creduto a lui e alla ragazza. Vabbè, no, questo Noi stavamo per andare a vivere insieme, come faceva a non credergli? Sì, no, ma ci mancherebbe. Perciò lui si avvicina, gli dice devo fare questo impiccietto con le moto, Sì. mi tieni questa busta? E lei dice cosa c'era nella busta o è lei che vede cosa c'era nella busta? No, io chiesi cosa c'è, ci sono un po' di soldi. Un po'. Lei ha detto quanti? No. Dopodiché? Lei le chiede cosa c'è, lui dice un po' di soldi. Un po' di soldi. E lui, perché moto? Quale moto? Visto che loro facevano tutte, per qualsiasi cosa avevano, il Princi aveva il carrello e Luca si era fatto il gancio, quindi giravano sempre insieme con le moto. Gli sembrò strano, quale moto?
no, tranquillo, tanto tra un po', poi è stata una cosa veramente, per questo io dico irrilevante, che lì per lì Sì, ma sembrata una tranquillo, e poi sciocchezza. cosa accade? Devo capire io, poi cosa accade materialmente? Che cosa Poi accade? mi mette questa busta nello zaino, io lo zaino, ho sempre tenuto lo zaino Quindi lei gli ha con dato un entrambe suo, le bretelle. quindi lei gli ha dato un suo assenso, cioè li puoi mettere? Sì, Ok. certo. Li apre lo zaino e lo mette. Lo zaino Sì. poi viene chiuso, lei ha detto che c'è una zip e una C'è cosa. una zip sopra, fai così E viene chiuso? Dopo questo zaino poi... No, sopra proprio in alto, dentro c'è una zip così. Sì, dico, dopo che mette questo sacchetto con i soldi, questa zip poi viene chiusa oppure rimane aperta? Certo viene richiusa, penso proprio di sì, ce l'avevo sulle spalle. Dopodiché il principe cosa fa? Quindi si era allontanato, Si è allontanato. Si è allontanato verso Via Latina. Dopodiché cosa accade? Cioè lei, per quale motivo lei, glielo dico perché l'ha detto lei, non è che lo dico io, lei a un certo punto, Princi mi pare che ha detto che la chiama, mi pare che ha detto, non so. No, un quando fischio. già stavo in Via Bartoloni mi Vabbè, chiama. dopodiché In Via io Latina. voglio sapere a lei cosa la spinge, poi dopo un po', non so quanto tempo, ad avvicinarsi a Princi e altri due ragazzi che c'erano là, a prendere questo zaino, a metterlo a terra e a defilarsi. Io voglio capire il suo... No, io mi sono defilata, eravamo sempre lì. Vabbè, a 2 metri, comunque. Eravamo a poche di distanza di metri, ma tutti sulla stessa via e tutti ci potevamo vedere, nessuno si è defilato. Comunque lei prima ha detto, a un certo punto, io mi avvicino, cioè era lei, Luca Sacchi e Mugnoz. Sì. Lei fa qualche metro, non so quanti, No, io stavo insieme a Luca, Mugnoz e Princi mi fece così. e quindi lei va verso Sì. Princi. Sì, mi fa il gesto con la mano, sì. Fa il gesto con la mano. Sì. Vabbè, lei poi che fa? Le ha detto, mi avvicino sono là e avvicinata. metto lo zaino a Per terra. terra, sì. E mi faccia capire, cioè qualsiasi persona lei la chiama, lei va là e mette lo zaino a terra e se ne va. Cioè, Ma perché avevo capito che si trattava con questo, lui ha detto che per sta modo si doveva vedere delle persone, è chiaro, cioè quelle persone sono loro. Ma perché lei, una volta che Princi la chiama, poi lei che fa? Va là e dice dimmi, cioè non ho capito, perché questo io gesto perché automatico io ho dal capito chiamare che, verso lo zaino? le sto dicendo, io ho capito che quelle persone, perché lui mi ha detto vi devo vedere con delle persone dopo, ho collegato persone, moto, busta e basta, cioè nel Lei senso ha fatto tutto lei nella sua mente, quindi lei non mi è ha sembrato normale, mi immaginato è sembrato che... naturale, cioè nel senso io può darsi pure che lui me l'abbia detto, ma io sinceramente non mi va ad inventare parole adesso, non me lo ricordo proprio, però il ricordo mio è queste due persone, Princi e soldi, questo. Quindi lei comunque nella sua testa intuisce che questo è il dei Princi, lei deve andare là, lasciare questo zaino a terra e andare. Ok. Nel suo zaino oltre questa busta cosa c'era? C'era un portafoglio, i documenti, 3 mazzi di chiavi e altre cose non mi ricordo. Quando lo zaino lei lo lascia a terra, questa zip era aperta o chiusa? No, era chiuso. Era chiusa. Lei poi si allontana oppure... Sì, io prendo la cagnolina e cammino lì. Cammina lì. Sì. Dopodiché, quando è che va a prendere lo zaino? Quando mi rigiro verso Di Princi che cammina verso di me, mi dà lo zaino, mi prende le chiavi e via, e noi ce ne andiamo. E le chiavi, abbiamo detto che le dice qual è la ragione per cui Princi le chiede le Perché ha detto, casomai se non mi piace la moto, non mi ricordo, c'è qualcosa con la moto, io metto la busta in macchina. Va bene. Senta, lei poi queste chiavi, come è rientrata in possesso? Se lo ricorda come, Mi dove? sembra attraverso Clementina. Mi sembra in ospedale, per il resto non so dirglielo. Lei aveva chiesto in caso a Princi di andare a spostare la sua macchina? No. Lei si ricorda la macchina dov'era? Si era messa bene, Sulle male? strisce stava. Sulle strisce, sì. Senti, lei poi ha detto che il giorno dopo, non so se era il sabato o il giovedì, ora non mi sto ricordando, che c'è una mattina in cui lei con sua madre, abbastanza presto, va sotto casa di Princi, Sì. perché cadesse il mondo, lei doveva parlare con Princi per far capire bene chi era stato questo Sì, a sparare. Lei va sotto casa, Princi non le risponde, giusto? Sì. Quindi questa sua voglia che ha lei di andare a fare con Princi, quindi di andare a indagare per capire chi è stato, quella mattina non viene soddisfatta, giusto? No.
E dopo lei quindi che fa per mandare avanti questa sua voglia di andare a indagare? Non ho capito, come? Atteso che i Princi non le ha risposto al citofono, Sì. e quindi lei è rimasta senza le risposte che voleva e quindi non è riuscita a mettere un tassello per andare a individuare chi è, insomma, tutta questa storia. Lei cosa fa? Fa altro per cercare di, dopo quella volta che Princi non Per c'è? fare cosa? Non sto capendo per fare cosa. Lei va al citofono perché vuole no, proprio quello parlare con l'ho Princi. capito, nel senso, Una va a volta che fare cosa Princi, dopo? una volta che Princi al telefono, al citofono non risponde, lei fa altro. Altro per cosa? Non questo non sto Per lo capendo. stesso motivo per cui è andata sotto casa di Princi alle 7 di No, mattina. io volevo vedere Princi, no. Sì, torniamo con mia moglie, torniamo a casa di Luca. In altre circostanze l'ha cercato di No, nuovo? poi dopo quella volta no. No, Avvocato, l'ho già stiamo detto, però no. ripercorrendo obiettivamente tutte le tappe del PM. Avvocato, una volta che intervengo in suo favore. Non è vero, era una battuta che ho detto perché assolutamente non è vero. Sì, no, infatti. No, più che altro perché sono le 2 e dobbiamo contingentare sempre i tempi per il Covid, abbiamo... No, se altre domande non le voglio levare la parola, sia chiaro, però. Finite, quindi... Finite, perfetto, siamo stati Grazie. tempestivi. Allora, altre parti civili, avvocato Decina. Io cercherò chiaramente di non tornare su argomenti Grazie. che sono stati sviscerati. Buongiorno signora. Buongiorno. Avvocato Decina per la parte civile. Luca muore il 24 ottobre a mezzogiorno, giusto? Dopo che Luca muore lei che fa? Dove va? Sono rimasta in ospedale fino alla sera tardi. Fino alla sera tardi. E dopo? Dopo sono andata a casa dei genitori di Luca e poi sono andata a dormire a casa mia. Quindi lei il 24 ottobre dorme a casa sua. Sì. Dopodiché il 25 torna a casa dei genitori di Luca? Sì. E il 25 sera dove dorme? A casa di Luca. A casa di Luca. Lei quando viene a conoscenza dell'arresto di... 25, dopo che tornai da Princi. Il giorno che è tornata da Princi. Sì. Lei dorme quindi a casa di Luca tra la notte del 25 e il 26 mattina. Lei ricorda poi cosa fa il 26 mattina? Se fa qualcosa ovviamente. 26 mattina... Allora, innanzitutto ricorda chi c'era a casa della famiglia di Luca, quindi a casa di Tina Alfonso, il 26 mattina? Il 26 mattina, sì. C'erano parecchi parenti, c'era lei. Lei chi? Lei. Io? Lei. Era arrivata lei perché hanno cambiato avvocato. Cugini, parenti, queste persone qui. Prima che arrivassi io parlo della mattina presto. Non mi ricordo. Cioè, chi c'era in che senso? Chi c'era? Chi era presente a Non casa? mi ricordo, c'erano tutti i parenti, Però cugini. ti sforzi? No, non si guardi, erano talmente tanti parenti in ospedale, talmente tanti e poi sono arrivati a casa che poi quasi tutte le sorelle della mamma di Luca, il fratello del papà, che non mi ricordo se la mattina, c'era i cugini, cioè hanno tanti sono venuti, tanti sono andati via, venivano, cioè era un via vai, non c'erano poche persone precise che stavano lì e basta. Senta, vado direttamente alla domanda. Allora, lei ormai ci ha detto ampiamente che ha omesso la sera stessa dell'omicidio e quindi quando poi è andata ai Penselci per porgere la denuncia, ha omesso determinati particolari, tra cui le chiavi della macchina e il fatto che si fosse recata a piedi piuttosto che con la macchina dinanzi al pub. Lei questo particolare, ovvero queste omissioni, le ha dette ai genitori di Luca? No, assolutamente no. Perché? Non mi è stato mai chiesto, l'unica cosa che i genitori di Luca mi hanno chiesto è stato: tu c'entri con la droga, tu hai fatto qualcosa? Io ho detto di no per 3 volte e basta, non mi è stato chiesto altro. E i genitori di Luca non sono più tornati sull'argomento? E io non l'ho più visti. E perché non li ha più visti? È perché mi avete cacciato. Chi l'ha cacciata? C'è stato un brutto momento. No, aspetti. Posso Chi tirare l'ha fuori un cacciata? documento? Posso rispondere? Come no, certo, ci Quando i mancherebbe. signori Sacchi hanno cambiato gli avvocati, allora innanzitutto preciso per tutti che se fosse stato per me
io insieme a quella famiglia, insieme al fratello di Luca sarei stata finché non esalavo l'ultimo respiro. A un certo punto la famiglia Sacchi cambia avvocato e c'è l'attuale avvocato. Quando arriva l'attuale avvocato i signori Sacchi mi fanno quella domanda: tu c'entri con la droga, tu hai fatto qualcosa, insomma leggermente il loro atteggiamento era cambiato, tant'è che poi un po' nell'aria c'era, come dire, a casa loro c'era un po' di, in inglese sa, cioè c'era proprio di tensione, tant'è che a un certo punto a una sorella della mamma di Luca diede fastidio che io scambiai qualche parola in ucraino con mia madre, cosa che faccio cioè a casa mia parliamo un po' di russo, ucraino e cioè, facciamo così, ci viene proprio spontaneo. Si riprese per quel motivo. Poi io a un certo punto hanno cominciato a dire un po', cioè nessuno mi prese e mi disse: guarda, qui la situazione è questa, tu ti devi prendere un avvocato. Cioè un po' così per aria, qui ognuno deve avere il proprio avvocato, qui ognuno deve fare un po', deve prendere la propria strada. Per cui mia madre, io ero ancora frastornata che pensavo Federico, mia madre chiamò mio padre chiamò un suo caro cliente e arriviamo al mio attuale avvocato. A me arrivò questo potete anche vederlo su WhatsApp, i recapiti dell'avvocato Cincioni, tant'è che io andai dall'avvocato Decina e le dissi: avvocato, questo è il nome e il recapito del mio, cioè di quello che sarà il mio avvocato, se vuole. Cioè, nel senso, ti hanno detto di no, cosa non lo so, ok, a posto. La sera, il sabato pomeriggio andai dal mio avvocato, gli raccontai tutto, mi disse di allontanarmi da quelle persone che stavano lì sul posto e tutto quanto. 2 giorni dopo, Dalle persone che stavano lì sul posto, sì, 2 giorni dopo, il rapporto tra me e la... No, voglio capire, lei è un momento storico. Sì, un momento storico. Tant'è che che c'è anche tuttora, lo potete. A un certo punto cominciava a girare, cioè era passato neanche 2 giorni da quello che sta succedendo, cioè io tornai a casa col pensiero che poi sarei ritornata a casa di Luca, a parte che erano contornati da giornalisti ovunque a casa di Luca, sotto casa mia c'era gente che si nascondeva o nei ristoranti o in mezzo ai cespugli, cioè era guardi, è stato mia sorella tuttora agli incubi la notte, perché ogni volta che qualcuno citofona si spaventa. Comunque, 2 giorni dopo che io sono stata al mio avvocato, il signor Paolo Salice, l'avvocato Salice, pubblica questo sul suo Facebook, c'è tuttora questo post su Facebook. L'avvocato Paolo Salice, uno dei legali della famiglia Sacchi, tra virgolette, siamo i primi a voler scoprire la verità. Luca resta sempre comunque una vittima di quanto accaduto. Il Messaggero, neanche un giornaletto, insomma, voglio dire, il Messaggero è importante. Omicidio di Luca Sacchi, i genitori, tra virgolette, difficile difendere Anastasia. Dentro all'articolo dice proprio: siamo i primi a voler capire la verità, virgola, spiegano Armida Decina e Paolo Salice, i legali della famiglia Sacchi, che al contrario non presteranno alcuna assistenza legale alla Kilennik, tra virgolette, impossibile a livello morale. Dicono: troppo ambiguo il comportamento della babysitter ucraina. Ora, io fino a quei giorni lì... Che data c'è, scusi? Come? L'ha detto 26. 29 ottobre, io andai dal mio avvocato 26. Io 26 ottobre stetti fino alla sera tardi dal mio avvocato. Dopodiché loro il primo avvocato che avevano, mi scrisse un messaggio, questo anche potete vederlo su WhatsApp, mi scrisse: se vuoi ti difendo, cioè, insomma, questo ve lo dico testuali parole, non vi dico, se vuoi ti difendo io, l'avvocato Decina non voleva difendervi entrambi. Io, oltre a questo, ho detto vabbè, non fa niente, continuiamo a scrivere, a contattarli. Purtroppo non ho il messaggio che scrissi al fratello, perché quel messaggio era molto importante, mandai qualche cuoricino ai genitori, ma leggendo questo ho detto vabbè, scriverò al fratello, ai cugini il cugino più vicino, scrissi al fratello dove dicevo io sto capendo, questo già a fine ottobre, primi di novembre, stavo capendo che nessuno voleva che io andassi al funerale di Luca. Cioè nessuno mi voleva quel giorno, tant'è che io scrissi un messaggio a Federico dove, questo purtroppo non ce l'ho stampato, dove io dico: Federico, a me, la cosa che mi ricordo bene è che gli dissi, a me dispiace, nel senso, io non sto capendo cosa sta succedendo e sto capendo che nessuno di voi mi vuole nel giorno di Luca, insomma. Tant'è che poi nessuna risposta, zero.
Tant'è che scrisse al cugino, 0 risposte, e che successe poi? Il giorno del funerale lo sapevano tutti tranne me, tutti, lo sapete io come venni a sapere del funerale di Luca? Da un amico diciamo che era una coppia di amici miei, non erano amici della famiglia Sacchi, mi scrisse questo Marco, mi disse, ma tu non vieni al funerale? Quando? Come? Come l'hai era saputo? una notizia che era stata divulgata dagli organi di stampa, mi sbaglio? No, io non ce l'avevo ancora, non c'era la data, diciamo, Gli organi di stampa no? non mi sembra quel giorno, guardi, loro l'hanno scritto su Facebook, non mi ricordo, comunque... Ma lei non ha ritenuto di chiamare i genitori non mi di Luca? rispondevano più. Cioè, dopo aver letto sui giornali sono indifendibili moralmente. Quindi lei ha chiamati e non ha ricevuto No, risposta? chiamato non ho più chiamato. Io dopo aver letto questo non ho più cercato i genitori. Ho scritto, Fino a quando li ha cercati? Io fino ai primi di novembre, cioè la famiglia, fino ai primi di novembre. I genitori parlo. No, i genitori dopo che lessi questo non li ho più cercati. Quindi dopo il 29? Sì. E in precedenza, tra la morte e il 29, lei, lei ci ha dormito una notte? 25, sì. Il 25. Sì. La mattina è andata via da sola, scusate mi sono inserita per me. Quando? La mattina del 25, è andata via senza salutare da casa? No, il 26 andai via. No, certo, salutando, cioè nel senso dovevo tornare, cioè rimanemmo che io dovevo tornare da loro e sarei tornata da loro. E perché non è tornata? Perché avevo sotto casa, a parte eravamo tornati tardissimo, e sotto casa era pieno di giornalisti. Cioè nel Quindi senso, per i giornalisti non è tornata? Anche, cioè non si poteva... Però ce l'aveva sia lei sotto casa che i genitori di Luca Sacchi, Sì, ma no? quello che avevano loro lì sotto non era niente in confronto a quello che avevo io sotto casa, cioè proprio niente in confronto. Quindi l'ha chiamato, gliel'ha detto? Sì, risentimmo con la mamma, dopodiché basta. Io lessi questo, Cioè, si è sentita con la mamma, che Sì. cosa ha detto lei alla che mamma? sarei venuta, comunque ho detto anche che mio papà e mia mamma comunque preferivano che io stessi a casa, vedendo anche un po' l'ambiente che si era cominciato a creare, avevano preferito che stessi a casa con loro, protetta da loro e tutto, io comunque anche Va bene, casomai ci ritorneremo perché non voglio... Solo una precisazione su questo punto. È sicura che sul funerale di Luca non avete avuto uno scambio di messaggi col papà di Luca con Alfonso Sacchi? Sì, quello quando ormai sono venuta a saperlo, sì, gli ho scritto che non sarei venuta perché non mi è stato vietato sia dalla mia famiglia che dal mio avvocato. Perciò sì, questo me lo ricordo benissimo, io gli scrissi per non creare clamore emblematico. Viene sempre chiamato in causa, avvocato. E Alfonso Sacchi che risposta le diede? Mi dissero, tu nel senso se non hai niente da nascondere, forse così, non ti nascondere, guardi, non mi ricordo benissimo. Perché io perché non mi ricordo. francamente comincia a sfuggirmi il senso della rilevanza e richiamo Presidente, io formalizzo, poi dopo lei mi dà torno. E parametro al 187 del codice di procedura penale su questi temi. Sono stata io a interrompere. Su questo tema? Vabbè, siccome l'abbiamo vagliato questo tema, potrebbe essere rilevante ai fini della credibilità. Prego avvocato, scusi che la Ora, dal momento che comunque la Chilemic ha letto e ha riportato quanto pubblicato dal collega, e se non ricordo male e se non ho sentito male parliamo del 29 ottobre, giusto? Sì. Lei è a conoscenza del fatto che il 29 ottobre è stata fatta una conferenza stampa? Presidente, ma questo che cosa, sto facendo un'esposizione per favore, questo che cosa ha a che fare con il tema di prova che è quello descritto nel capo di imputazione? Anticipo subito un tema che forse si potrebbe introdurre, che è il seguente. Gli è stato domandato, e anche questo lambiva il perimetro segnato dall'articolo 187 del codice di procedura penale, le ragioni per le quali si fossero interrotti i rapporti. La Chilemic ha dato una risposta, ora se ci sia stata o non ci sia stata una conferenza stampa decampa a mio avviso totalmente dall'oggetto della prova di questo processo.
Salta Allora, Avvocato Salice. sì, no, siccome non Ma proprio finito, non ho no, su questo tema, siccome appunto l'Indra prima ha tirato in ballo addirittura il profilo Facebook del sottoscritto, quindi un attimo, andando a fare intuire come che sono stati gli avvocati a suggerire alla famiglia Sacchi di allontanarla, questo è emerso. Siccome No, a me- io non ho detto assolutamente questo, non ho detto che voi avete suggerito, ho detto quello che è successo, quello che ho Ecco, visto a terra. e la domanda Io è, non so cosa è e la domanda è successo quando io non questa. c'ero. Lei dice che ha letto queste cose e si è allontanata perché il clima. A lei risulta, e questa la domanda sulla conferenza stampa era questa, non sulla conferenza in sé che non interessa niente a nessuno. Siccome lei era molto attenta in quei giorni ai giornali, a lei risulta che in data 29-30 ottobre, in una conferenza stampa, il padre di Luca Sacchi ha detto per noi Anastasia è come una figlia e noi crediamo alla sua versione fino a prova contraria. A lei questo le risultano? L'ho saputo dopo, sì. Ma scusate, io E con quindi non ho queste capito. persone ci ho vissuto per 3 anni dentro casa, dovevo avere rapporti con queste persone attraverso i media, No, siccome lei ha attraverso gli detto che stati, tramite i delle media conferenze. Io non stavo a sentire No, questa, no, questo no, mi è stato recapitato da delle persone che conoscevo perché mi dissero ma com'è possibile? Mi scusi, Cioè. la domanda è un'altra. Lei poc'anzi ha detto, ho letto un articolo Messaggero. dove c'era scritto Anastasia immorale di Fendro, Ce l'ha tuttora su Facebook, l'ho controllato ieri. Ecco, quindi lei su questa base ha detto, quindi questi qua non mi vogliono più vedere, mi hanno scaricato. Giusto? E la domanda è questa, dopo 1 o 2 giorni il padre, lui, persona fisica, davanti a Mezza Italia, anche tra l'altro su consiglio di questa anche ha detto Anastasia per noi è come una figlia, spero tanto che lei in questa storia non c'entri nulla. Lei questo lo ha percepito o no? Sì, ho anche sentito che in questa storia Anastasia, Pensieri, c'è qualcuno che mente sicuramente, questo detto da lei. Certo. Dico però lei Sono tante cose dette non dette in tutte le volte che siete andati a fare. chiaro. Vogliamo dire. Sì, perché poi... Altre domande? Allora, aperti sulle vostre domande, i temi vengono aperti sulle vostre domande, ha risposto alle vostre domande. avvocato, Come lei... no? Sì, che cosa vogliamo insinuare? Avvocato, per cortesia, eventuali discussioni no. Io faccio il... No, per cortesia assolutamente. Avvocato Cincioni, basta. No, avvocato Salice lo stesso, Presidente, ma basta che cos'è tutti e questa sfida due. all'ok Corral, questi sguardi con me? Ma stiamo Perché stiamo scherzando? scherzando veramente? Le Avvocato, domandi all'avvocato Sacchi. gestitevela tra voi, io non ho sentito neanche che cosa ha detto, non mi interessa, in quest'aula stiamo trattando il processo, quindi per cortesia. Avvocato Cincioni, volevo capire, lei è difensore di parte civile, è come esame imputata, lo vuole fare per ultimo? O adesso No, come parte? allo Stato non ho domande, mi riservo perfetto. eventualmente di Però per concluderlo. correttezza, visto che anche Grazie, parte civile, Presidente. volevo chiederglielo se voleva intervenire adesso. Allora, i difensori degli imputati? Sì, c'è una domanda, Presidente. Avvocato Matteo Riccardi, difesa Paolo Pirino. Senta, se può, resta chiarissima, se può comunque indicare alla Corte il punto esatto nel momento dove si trovava nel momento in cui riceve la mazzata. Non ho capito il punto esatto dove si trovava? Nel momento in cui riceve la mazzata. Ero proprio in via Esibendo, Presidente, la foto anche numero 4 del pubblico L'abbiamo ministero. lì, sì. proprio L'Italia ha già fatto, però possiamo ripetere. Vabbè, abbiamo fatto ripetere. Sì, però io chiedo scusa Presidente, mi sono allontanato prima 10 minuti per altra udienza, però ecco. Era stata molto chiara, comunque stava visionando le foto 3 e 4 via del Bartoloni fascicolo. sul marciapiede proprio. Ah, scusi, sì. Così è preciso. Sì. Riesibiamo, stanno dopo, credo. Se lo può indicare. Era quello il fascicolo? Non è che era l'altro? Perché erano 2 fascicoli. Perfetto. Sì, ma lei Esibiamo sempre le foto 3 e 4, però non scusi, crede, quindi lei ha... aspetta un attimo, allegate all'udienza era il 20 giugno, mi sembra, 20 luglio? No, 9 luglio, scusate, del 9 luglio. Mi fa vedere ufficiale quale sta mostrando? Grazie.
Foto numero 4. Foto numero 4, se indica esattamente... Alla Corte il No, punto... ecco, facciamo la domanda Con le precisazioni... Sì, già l'abbiamo fatto, Presidente, la domanda. Perfetto, quindi dove si trovava lei Ecco, quando è se può stata indicarlo... assistita dal primo Sì, colpo? esattamente. Questa è la foto 5. Sì, allora esibiamo 4 e 5 Sì, 4 e 5. Le foto 4 e 5. C'è anche un'altra, mi pare, Vabbè, 4 Allora, e se 5 si può indicare giudice il punto è esatto, sufficiente, Mi poi... devo alzare, come faccio? No, glielo ok. portiamo noi, ci mancherebbe. Lo dico perché c'è stato un passaggio... Se no il microfono. Dove stavo io praticamente quando ricevetti la botta? Sì. Era praticamente poco dietro, da quel che ricordo poco dietro quest'angolo, ma sul marciapiede Aspetti, come lo erano possiamo vicini. indicare l'angolo rispetto alla foto? Pagina- Praticamente noi, foto numero 5. Piano, 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 Scusi. piano. Sì, io praticamente noi arriviamo qui all'angolo, loro si poggiarono su questo muretto proprio, su via Bartoloni, e io feci qualche passo, ma sempre qui, cioè, eravamo sempre diciamo adiacenti al muretto della scuola, sempre qui eravamo. E ci può indicare il punto dove lei più o meno si colloca quando riceve il colpo? Qui secondo me, da quel che ricordo, io non stavo poggiata un po' più avanti. Sempre Nella sul foto 5 da quel che ricordo, ma sempre sul marciapiede vicino al muretto. Quindi non si vede il punto preciso? No, Sempre via Bartoloni, via Bartoloni. è leggermente spostato. No, via Bartoloni. Cioè l'angolo è via Mommsen, comunque Bartoloni. Sul marciapiede. Sul marciapiede, sì. Grazie. Prego. Prego. Abbiamo finito? Allora, invece le volevo chiedere se capisco, mi dispiace rifarle questa domanda, ma solo per capire meglio. Luca, Sì. dunque lei ha detto che non ha capito neanche inizialmente che si era trattato di un colpo d'arma da no, fuoco, quindi non ha assolutamente avuto la possibilità neanche di percepire la presenza dello sparatore, di questa persona? No, No. nel senso io mi sentii, ecco come ho detto prima, strattonare, ma non posso dirle se erano 2, 3, cioè questo non lo posso dire perché ero totalmente, cioè poi sono svenuta, quindi non... Senta, è l'ultima volta che vede Luca in piedi, dove lo vede? Da quel che ricordo appoggiato al muretto. Appoggiato al muretto con via Domenico, mi Bartoloni. sembra che Come? si chiamava Domenico, l'amico. Sì, Domenico più esternamente perché fumava e Luca appoggiato al muretto della scuola, sì. Perfetto, era solo un chiarimento. Possiamo licenziare? Io non ho domande, Presidente, grazie. Perfetto, allora, visto, grazie, lei Grazie tanto a voi. rimarrà immagino, non lo so. Sono le 2:20, facciamo una pausa, ci rivediamo alle 15? Va bene? Allora 15, sì.